E andiamo a parlarne live. Live, come si fa? Ah, così. Allora, sì, per esempio, c'è pure Spalletti qua. Cambiamo perché non mi sembra il caso. Anzi, voi mi dite, mettiamo il tramonto, ecco, il tramonto perché il Napoli ha giocato alle 6. Allora, ragazzi, bene, molto bene, benissimo, anzi meglio per i 3 punti che dovevano essere per forza nostri e non esiste proprio ed era la priorità assoluta. Poi è chiaro che dobbiamo ritrovare ancora brillantezza, che si deve fare meglio, che siamo la fotocopia del Napoli bellissimo e inarrestabile delle prime giornate. Però con calma, io ho già visto un leggero miglioramento. È chiaro che dobbiamo mettere in conto che la Sampdoria non è l'Inter, che comunque in 10 uomini la Samp era in grossa difficoltà, il Napoli avrebbe dovuto e potuto far meglio, però piano piano se lo so che non è facile e noi analizziamo tutto, i rigori, perché qualcuno ne sta parlando, la sostituzione di Kim. Mi potete dare una mano con le vostre considerazioni? Sto un po' laggando? Mi sento un po' laggante. Tutto può essere. Allora, benvenuto Giampaolo Autuori, tra l'altro, tra i nuovi iscritti. Iscrivetevi al canale, siamo vicinissimi, mancano pochi spiccioli per i 15.000 e lasciate i like su questa live. Nel frattempo passo a salutarvi un po' tutti. Luca, buonasera, stiamo un po' leziosi, sì. Se voi avete visto la reaction che ho postato, a un certo punto mi viene proprio la parola leziosi. Passa a te, passa a me, non tiriamo, poi tiriamo spesso da fuori non precisi, e insomma questo è stato evidente. Valentina, buonasera, molto meglio rispetto all'Inter, ancora meccanismi poco fluidi, ma si è rivista la produzione di gioco a cui siamo più abituati. Vittoria super importante. I calciatori stanno piano piano tornando ai ritmi. Intanto anche questa è vittoria, assolutamente. Buonasera Giovanni. Buonasera Antonio, like d'ordinanza, missione compiuta con minimo sforzo, non siamo al top fisicamente ma adesso la testa alla Juve. Kvar, leggera ripresa, nessuna notizia su Kim. Risulti iscritti? Non lo so, penso di sì, controlla. Se sotto qui c'è la scritta iscriviti vuol dire che non sei iscritto, se c'è scritto iscritto penso che sia iscritto, perché quelli che escono qua sotto sono gli ultimi che si accavallano, ma tu sei presente, quindi questa è la cosa più importante. Lascia il like che fa sempre bene. Indurimento muscolare, allora andiamo a vedere un pochino. Buonasera, astinenza da vittoria Daniele, meno male che è tornata. Iena, buonasera. Indurimento muscolare per Kim, quindi onde evitare cose peggiori. Non lo so se poi è in dubbio per la partita di venerdì, aspettiamo notizie. Un problemino per via precauzionale da zone, così hanno detto. Io pensavo da dare un po' di minutaggio, però effettivamente quando cambi il centrale non è per dare minutaggio perché la partita non è finita, però hai dato nel frattempo anche minutaggio a Rachmani che era importante. Ciao Domenico, la prossima Maradona e Culentini dobbiamo farglielo anche al 90° con Raspa Simeone. Sì, come non ricordo, è certo. Buonasera Flavio. Doriani come sempre vergognosi. Cori che non ho sentito, confermatemi, non mi sorprende più nulla. Non mi sorprende assolutamente nulla. Dopo aver sentito che volevano accusare noi di razzismo nei confronti di Lukaku quando noi stavamo gridando Kim,
siamo proprio alla frutta. Poi dopo averci vietato la trasferta, volevate accusare i tifosi napoletani e individuarli per chiudere poi il settore della Juve. Siete proprio pazzeschi, veramente una roba incommensurabile. Prossimo rigorista sarà Meret, Massimo non lo so, però il problema dei rigori c'è, lo sappiamo bene da sempre, si alternano chi va, chi non va. Politano pure quelli che aveva segnato non li aveva segnati tirati benissimo. Quello di Elmas è un bel rigore, quelli di Kvara me li ricordo buoni, quindi io mi aspettavo più Kvara. Andiamo avanti. Mi preoccupa Kvara, impacciato con il pallone spesso lasciato alla deriva della linea del fallo laterale, e in effetti Kvara a me è sembrato un po' ci pensasse troppo. Cosa faccio? Me ne vado di qua, meno istintivo, meno fulmineo. Credo e spero che si tratti ancora di una condizione fisica non eccellente, e poi tornerà a essere più brillante, perché in queste condizioni non è il massimo. Certo, qualche spunto riesce comunque a farlo, è andato vicino anche al gol, ma non ha tirato bene, e non è lo Kvara inamovibile, incredibile delle prime giornate, senza dubbio. Sendustate Kim, ancora più di quello che già è. Rachmani mi è sembrato meglio, sì, anche se c'era poco da fare nel secondo tempo, perché loro tutti in 10 dovevi solo controllare, però già bene, perché in fase di impostazione tutti praticamente la difesa sulla linea del centrocampo, già meglio. Eccoci qua, Jacopo. Quindi ancora Napoli da queste parti? Eh sì. Buonasera Fabio Versatile, fammi sapere a quanti like stiamo, se no smetto di parlare immediatamente. Va bene, ok. DAZN ha detto che Kim è uscito a scopo precazionale, ma non è in dubbio. Ok, io non sono risultatista, partita brutta. Sì, ma infatti il tifoso medio può accettare semplicemente i risultati. Io poi in questo momento ero molto legato ai 3 punti, perché era importante dare la sferzata, anche e soprattutto dopo l'inciampo dell'Inter. Riprenderci 2 punti sull'Inter già è importante. Poi vediamo che cosa faranno, che cosa farà anzi, mi potete anche come si dice, incalzare con le cose che succederanno del Milan. Kvara non ha abbastanza sulle punte per essere più dinamico e partire più velocemente, lo vedo troppo con i piedi pesanti, e in effetti sì. Però per la Juve, avversario molto difficile, serve un Kvara diverso. Quello di oggi assomiglia ad Insigne quando era intossico. Quando era tossica. Qualche Vesuvio, vabbè, quindi dici tu, scuola, siamo al minimo sindacale. Mamma mia, che schifo. Buonasera signor Valerio, Juventus -7, Inter -10, il freddo è arrivato. Hai letto tutti gli scontri? Ho letto Kepler, purtroppo sì. Non so cosa dire, sono scene di guerriglia. Io non posso accettare che qualcosa si deve fare a livello proprio di cultura, di governo, perché qua non parliamo di gli scontri negli stadi, i tifosi, così. Questi sono dei criminali che vanno in direzione stadio e fanno quello che vogliono, vanno sbattuti in galera per sempre. Quindi non voglio il daspo, voglio la galera proprio, perché questi poi lanciano sassi dal letto. Non ho visto dei pochi video, ma insomma mettono l'incolumità della gente normale che sta andando. Non esiste proprio, è uno schifo sotto tutti i livelli e da tutti i punti di vista. Superficiale, dice Nicola. Rui, regista offensiva della vita. Mario, bravo, ci stavo pensando. Per me Lobo ha giocato bene, però la presenza di Mario Rui ha dato più. Vedeva dei passaggi Mario Rui che non vedono gli altri, che probabilmente non vede Oliveira, che non vede Di Lorenzo dall'altra parte. Questi palloni che aggirano i difensori e sviluppano un tipo di gioco in profondità oppure a venire incontro. Mario Rui veramente una buona partita, e ha dimostrato, se ce ne fosse bisogno ancora una volta, che quando fai tu la partita e non serve la fisicità, la sua qualità di piede e di calcio e di pensiero è importantissima. Non vederlo sarebbe non vedere il calcio. Buonasera Francesco. I nostri sono stati assaltati dai romani ad Arezzo.
Voglio Mario Rui rigorista, siamo emotivi, ci vuole uno scugnizzo senza paure. Simeone Elmas, ecco Luca, sì, Elmas sì, bene. Simeone anche, mi farebbe piacere vederlo un pochino di più. Oggi però si è stato decisivo, quindi che gli vuoi dire? Io ero pronto a cacciare di nuovo il siamo fragili mentalmente se il Napoli non avesse vinto questa partita. Ora l'abbiamo vinta e quindi va bene. Mettere in mezzo la mentalità, tutte queste storie emotive, psicologiche, le mettiamo da parte perché almeno abbiamo reagito alla sconfitta con l'Inter con una vittoria. La prestazione ancora la dobbiamo trovare. La prestazione che ti fa sentire, però c'è anche da dire che ve lo faccio vedere così al volo. Il Napoli crea anche tanto, guardate quanti pallini gialli, poi molti sono tiri ribattuti, sono tiri che finiscono altissimi, e la quantità rispetto alla qualità delle azioni da gol che è alta e che porta un Napoli a 3.4. Ovviamente l'XG aumenta vertiginosamente con i due rigori, quello sbagliato e quello confermato, quello sviluppato, risultato, come si dice? Quello realizzato, ecco realizzato. Però insomma il Napoli c'era nella metà campo avversaria. Elmas è cresciuto tanto rispetto all'anno scorso, mi fa piacere che oramai si sta togliendo un po' di soddisfazione anche con i tifosi, quelli là che magari andavano appresso a una certa narrativa e non si capisce che può fare, non si capisce ancora il ruolo, non sa fare niente, sa fare un po' di tutto, diciamoci la verità, lo metti dove lo metti, ti garantisce. Al secondo gol si è sentito tutto lo stadio male proprio. Kvara sembrava Insigne e scarso. Comunque il maestro contro l'Inter sarebbe servito come l'aria con i cross che mette, e col senno di poi sì, lo abbiamo detto anche lì, nonostante Olivera fece una partita sufficiente, però la qualità alla fine, vedi, è proprio il passaggio che non tutti vedono che Mario Rui ha. Lo sai che non amo Elmas, ma finora è il miglior rigore tirato. Bene Giacomo, non un gran Napoli, un solo punto, speriamo nella Roma e poi toccherà a noi tenere lontana la Rube. Sì, Alfonso, è stato inevitabile fare delle riflessioni dopo aver visto Monza Inter, è la prima cosa che mi è venuta in mente, è che è stato inevitabile. Monza è riuscito a fare 2 gol all'Inter, noi no. La seconda riflessione è che l'Inter aveva dato tutto e che quindi magari non erano più però col Monza, però entrano in gioco una serie di discorsi, magari hanno avuto l'attenzione al 200% contro di noi, arrivati fisicamente meglio di noi alla partita, perché era la partita proprio del campionato per loro, perché perdere contro di noi significava lasciarci scappare e non poter recuperare più punti per vincere il campionato. Dopo questo pareggio comunque si fa dura, però almeno ci hanno bloccato, ci hanno fatto un favore al Milan e alla Juve fondamentalmente, e hanno reso il campionato ancora vincente. Però sì, era una squadra che non ha dimostrato di essere proprio una squadra fulminante, fantasmagorica. Il Napoli avrebbe dovuto e potuto fare di più anche con l'Inter. Marittiello fondamentale, punto fermo. La differenza tra questo Napoli e quello di inizio stagione è una questione di preparazione e di carichi. Iena, io spero proprio di sì e credo proprio di sì. Oggi ho rivisto un po' di trame di gioco, quelle solite, però se tu vai a rivedere, abbiamo concesso ancora un po' di occasioni alla Sampdoria che onestamente, non voglio dire brutte parole, una squadretta, non voglio dire una squadraccia, ma è una squadretta, quindi abbiamo concesso ancora un po' troppo, ancora un Di Lorenzo che fa un paio di sbavature importanti nel primo tempo, ancora Trapolitano e Lozano ancora non bene, Kvara non brillantissimo, però ho visto, ecco, per esempio, il miglioramento Anghissà, il leggero miglioramento Anghissà, ancora non quell'Anghissà, però il leggero miglioramento Anghissà sicuramente. Elmas fa bene sotto questo punto di vista, ho visto benino anche Juan Jesus e Kim, e bene Mario Rui. Secondo me Mario Rui è tra i migliori in campo oggi, dovremmo dirlo. E scorrono veloci i messaggi, non so più quanti like stiamo, mamma mia quanti messaggi,
me li sono persi completamente. Kvara e Elmas insieme, una soluzione che potrebbe veramente dare i suoi frutti. Appena il Giorgiano torna quello premondiale. Sì, Valeria, ci sono stati dei momenti in cui hanno scambiato molto bene. 7-7, 77 scambiavano perché danno del tuo al pallone. Se li metti vicino diventano veramente, con gli 1-2 veloci, diventano veramente difficili da marcare. Quindi questa è una soluzione molto importante finché non tornano Zielinski degno di questo nome. Zielo che cincischiava e non tirava, sì. Kvara ancora con il freno a mano, sì. Ho analizzato con le mie possibilità didattiche la Juve, attenzione a Milik, fa il lavoro sporco, sì. Milik fa un po' di tutto, torna, aiuta la regia offensiva, sì. E viene lasciata la sua arma migliore, il tiro. Attenzione a Chiesa e Rabiot, è lui il cuore della Juve. Buonasera, partita più importante del girone d'andata vinta. A DAZN hanno detto che Spalletti aveva incaricato Elmas di calciare il primo rigore, ma JJ non ha fatto in tempo ad avvisarli. Ma queste cose si decidono prima. Che resta storia? Grazie Carlo comunque per questo spunto, per questa curiosità. È un po' strano, queste cose si decidono prima di andare in campo, non è che devi avvisare il difensore che lo dice. Così. Vabbè, comunque più che Elmas io mi aspettavo almeno Kvara, però Politano se la sentiva evidentemente. Anche se Massimo Cassini arriverà a mettere gli scarpini, ho avuto l'idea Michele che avesse le scarpe con i lacci però slacciate, capito? Ancora un po' rilassato, però almeno non erano scarpe, non erano ciabatte, e già è meglio. La fascia destra un po' mi preoccupa, compreso Di Lorenzo. Armando, è una considerazione giusta la tua. Tant'è vero che a un certo punto io ho preso dalla foga della reaction, ho detto Berezinski subito, perché quei due orrori di Lorenzo all'inizio facevano mal sperare, quindi sì, è forse un momento in cui serve a Di Lorenzo una pausa mentale, non fisica, perché l'ha fatta il suo momento dove stacchi fisicamente, perché ha avuto queste vacanze, il ritiro, la preparazione. Secondo me è più mentale, è uno che improvvisamente è stato caricato della responsabilità del capitano, non si ferma mai, ogni partita deve stare sempre al 100%, adesso magari ci deve spiegare Spalletti, o almeno ci deve far vedere se si fida di più di Berezinski e se avrà intenzione di utilizzarlo, altrimenti sarà stato un acquisto alla Regini, ricordate i famosi grassi e Regini che poi venivano utilizzati pochissimo e quindi lascia il tempo che trova. Zanoli subito ha esordito. Per Berezinski, io ho fatto questa battuta con gli amici abbonati, e con il numero 19 non farà neanche un minuto. Barcios Berezinski, perché dobbiamo vedere alla fine se ci sarà modo di far riposare Di Lorenzo, ma sicuramente non sarà con la Juve. 86 likes, tutto. Ciao. 200 persone, 86 like. Ciao. Avete risolto? No, perché sennò veramente non ci siamo, beh. Sì, comunque non è abbastanza, cioè si può arrivare a 200 tra i like preventivi, poi vi organizzate. Va bene. Di Lorenzo è uno stacanovista, più è fermo, più esce fuori forma, più gioca e più performa. Questa potrebbe essere una bella considerazione. Cioè, il fatto di essersi fermato per le vacanze è peggio, e quindi adesso ricarbura e rientra in forma. Speriamo bene, ragazzi, io lo sapete come la penso, una grande stima, e mi sta piacendo come capitano, sta facendo tutte le cose che deve fare un capitano, dentro e fuori dal campo, secondo me, e mi sta piacendo veramente tanto. Non vorrei mai, però, vedi, oggi poteva essere veramente grave, quelle due sbavature che ha fatto, poteva essere veramente un drammone psicologico, non voglio mai vederlo dover subire questa cosa qui, perché non se lo meriterebbe. Allora ogni tanto anche lui, ma come gli altri, questa è una cosa che chiediamo a Spalletti,
di capire, di intuire il momento di forma e fare delle scelte. E per esempio mi piace l'idea che Zielinski non sia stato titolare inamovibile per questa partita. Te ne rendi conto, metti un Elmas che vedi più fresco e i frutti si sono visti. Quindi speriamo bene in Spalletti. Quanta fatica abbiamo fatto a far girare palla, sinceramente mi aspettavo di più in superiorità numerica. Claudia, anche io sicuramente. C'è stato il tentativo con gli 1-2 veloci, non per giustificare il Napoli, ma con il campo pesante, con la pioggia è anche più difficile fare giocate tecniche per la squadra che attacca. Certo è che non è il Napoli di inizio anno, bisogna tranquillamente dirlo e speriamo che succeda, ma non dico dico subito, perché poi teniamo una partita che è importantissima. Se per questo un secondo rigore ha chiesto a Elif chi lo tira, Victor. Ah, bene. Vabbè, allora non ci siamo. Kvara può essere preso a calci senza essere puniti? Un calcio nello sting? L'ho visto. Neanche la punizione rischiano, ma perché fanno queste castronerie? Angela, hai ragione alla fine, perché Kvara si sta rendendo conto ancora forse più di quello che si fa in Europa, che il campionato italiano è un po' così, non ti riescono a prendere con le buone, ti prendono con le cattive e poi si vede, perché così le squadre piccole alla fine puntano su quest'unica arma che hanno. E non lo so se cambierà, se ci sarà un pochino più di attenzione nei confronti di giocatori che creano la superiorità numerica, e se tu li blocchi così sempre prendendoli a calci stai favorendo la squadra che difende, non c'è dubbio, però ci deve mettere anche del suo, perché ancora non è brillante, perché il Kvicia di inizio campionato non arrivavano manco a prenderlo a calci, era devastante, era troppo veloce. Allora, c'è mancato anche un po' di bilanciamento su alcune ripartenze della Samp, avevamo un buco a centrocampo enorme. Allora, la Juve ci creerà grossi problemi, mark my words. Francesco, ma è una previsione anche logica, perché loro sono in qualche modo in fiducia, perché la striscia lunga di vittorie consecutive, questo 0 sui gol subiti, che poi riescono sempre a vincere con un gol al 90esimo, 1-0, sembra quasi scritto nelle stelle, oramai diventa quasi uno scherzo tra noi, con i gruppi WhatsApp, con i gruppi Telegram, sta arrivando il golletto della Juve, e puntualmente arriva, sembra che le squadre si squaglino contro di loro proprio alla fine. E che dobbiamo fare? Spalletti in conferenza: decido io i cambi, inutile che fate i giochini, il rigorista è Kvara, Kim ha rischiato l'infortunio serio. Il rigorista è Kvara. Sarà interessante, allora grazie a Nilo, sarà interessante fare l'analisi delle parole di Spalletti domani, Voi continuate a incalzarmi, però io poi lo devo sentire con la mia con la sua viva voce. Marco, buonasera. Non mi è piaciuta tanto la partita, ma l'importante è la vittoria. Come hai visto Anghissà, in leggero miglioramento, scarpe però con i lacci slacciati, per capirci. Io lo vedo abbastanza nullo in fase difensiva. Sì, alla fine lui spinge, questa è una cosa che abbiamo detto da inizio stagione, lo abbiamo visto più propositivo in fase offensiva, con le sovrapposizioni interne ed esterne, anche oggi è andato molto spesso sul fondo per mettere dei cross, sempre molto presente. In fase difensiva qualcosina l'ha sempre lasciata, e abbiamo visto la maggior parte delle occasioni che gli avversari hanno creato contro il Napoli si sono sviluppate dalla sua zona. Giorgio Mele, fatemelo ringraziare, che è sempre troppo carino e troppo generoso con me. Kvara e mischia cincischia, Politano rigo triste, Osimhen presenza, Mario Lui pennella, Elmas freddo toglie le castagne dal fuoco. E in effetti sì, perché Kvara cincischiato un po', Politano anche lì si è ritagliato delle zone, ha fatto qualche cross pericoloso, non è riuscito ad esplodere il tiro come potrebbe, come a volte ci fa vedere che sa fare.
Osi merita secondo me secondo me gli darò un 7 perché il gol che fa è importante, la sblocca. Non so quanti gol ha fatto contro la Sampdoria, Osimhen è proprio una delle sue vittime preferite, se non sbaglio. E il resto è preciso, grazie sempre Giorgio. Ai microfoni da zona ha detto letteralmente che non voleva rischiare Kim perché non ha altri giocatori bravi. Se l'ha detto così vuol dire che non si fida al 100% di Juan Jesus, di Ostigard e di Rachmani ovviamente si fida, però è da recuperare fisicamente, c'è un programma nel Napoli per recuperarlo al 100%. È chiaro che Kim sta una spanna sopra tutti gli altri, altrimenti parleremo anche lì di un'alternanza logica. Invece Kim è titolare e ci sono i titolari, il Lobot che è titolare, Anghissà è titolare, Osimhen è titolare, Kvara è titolare, quindi sotto questo punto di vista ha detto la verità. Buonasera Rita. Contento per Elifti, bastava dargli un ruolo congeniale in questa squadra, infatti si sta vedendo. Luis, però io insisto, il ruolo non è chiave per Elmas, perché ha fatto benissimo in zona Kvara e ha fatto bene anche in zona Zielinski, può fare la mezzala, può fare l'esterno e può fare anche il sottopunta. Elmas ha dei numeri importanti e anche lui è anche ancora abbastanza giovane, quindi può ancora crescere. Sappiamo che nella sua nazionale ha un ruolo di sottopunta ben specifico, dove è una stella dei suoi nazionali. Nel Napoli deve sempre convincere gli allenatori a dargli un po' di spazio. Alla fine gioca molto, anche se non le gioca tutte da titolare, e gli allenatori si fidano e lui risponde presente quasi sempre in tutte le zone. Ci piace di meno a destra, ma lui per generosità si adatta e ce lo vedremo un po' dappertutto. Spero di vedere un maggiore minutaggio per Elmas e Raspadori. Buonasera The Gag. Dobbiamo recuperare la versione migliore di Lozano, di Lorenzo e Amir. Oggi ho rivisto i tiri da fuori aria, seppure l'esecuzione non è stata ottima. Esatto, Filippe, e ci sta a tirare da fuori aria quando fanno tutta densità e tu non riesci ad andare al tiro dall'interno dell'area. Ci sta a provare i tiri da fuori aria. È chiaro, come dici tu, l'esecuzione è molte volte, una volta Ndombele, una volta Lobotka, una volta Zielinski, non si è preso la porta, e lì giocatori come i nostri, che esaltiamo per tecnica, dovrebbero almeno prendere la porta. Abbiamo iniziato bene la prima partita del 2023, però sì, c'era quella là dell'Inter, era sempre la prima partita del 2000. Vabbè, facciamo conto che non l'abbiamo fatto. Che ne pensi della tendenza di Dilo ad accentrarsi sempre in difesa, lasciando l'esterno libero e pestandosi i piedi con i centrali? Si nota spesso, e questo abbiamo visto sempre quando arrivano poi i quinti, ti trovi a metà tra il quinto e il raddoppio di marcatura sulla punta. È una cosa che lui fa spesso e l'ha fatto spesso anche in nazionale, quindi non credo sia una scelta di Spalletti eseguita da Di Lorenzo, è proprio un suo atteggiamento istintivo che tende a coprire la zona della porta e quindi a fare più densità, e deve stare attento perché molto spesso poi si trova preso in controtempo. Io Spalletti lascio fuori Kvara, metto Elmas, so che lo pesteranno più dell'Inter, lo faccio entrare 45 minuti, così cambiando un po' gli schemi incarti ad una Juve scarsa ma sculata. Rita, sei sul pezzo. Veramente non mi pare che abbia detto questo Spalletti. Io ho sentito abbiamo altri giocatori bravi. Allora non mi dovete poi incalzare su cose che non sono vere. Mettiamo i like. Stai gongolando? Kvara nelle intenzioni sembra sia la buona strada, sta riprovando le sue giocate, però sembra un po' lento di testa proprio nella scelta. E devo ringraziare Tore Falanga, mi sa. Fammi vedere, fammi acchiappare. Elmas è forte, senza se e senza ma, lo diciamo da tempo. Kvara ha bisogno di recuperare, un po' meglio tutti, ma la strada è ancora lunga. Mario Rui merita il cuoricino azzurro, senza dubbio, Tore, sono d'accordissimo. Io mi pare di averlo detto anche nell'ultima live, ma lo ripeto per sicurezza perché magari qualcuno di voi non era online.
Elmas ha postato sui suoi social un collage di tutte le sue giocate del 2022. Io ho dovuto commentare Elmas è forte, punto e basta, perché è proprio così, è forte. E poi se ognuno poi ha delle preferenze va benissimo, però il ragazzo non deve dimostrarci più niente, onestamente. Compattezza è importante, parlare del gruppo come sempre, quando si cala un poco di gamba e concentrazione si rischia di subire il gioco avversario. Elmas buono in più ruoli, Politano sono 2-3 partite che mi irrita, più cerca il dribbling più non gli riesce, e in effetti sì. Vorrei rivedere la prestazione del Napoli con il Liverpool o almeno una simile contro la Juve, chiedo troppo? Sì, anche Mike, purtroppo chiedi troppo, ma sai perché? Perché il Liverpool senza problemi ti gioca in faccia a viso aperto, la Juventus fa difesa e contropiede anche con la Cremonese. Quindi ragazzi sarà una partita bloccatissima dove loro ci aspetteranno bassi e chiaveranno tutte mazzate, ve lo dico proprio in napoletana a me, capiamoci, napoletana a me. Quindi la prestazione che il Napoli offre contro il Liverpool o contro squadre come l'Ajax è quasi impossibile da chiedere contro una squadra che si chiuderà e ti aspetterà, dove probabilmente lo 0-0 se lo vengono anche a prendere volentieri in trasferta, perché stanno affrontando così anche le squadre piccole e poi aspettano il gol in mischia del finale dove accelerano un pochino, mettono dei cambi dentro, gente, forze fresche, quindi non te la puoi aspettare una prestazione brillante, a meno che tu non prendi il pallone, recuperi una velocità di pensiero e motoria talmente alta che li fai girare a vuoto, crei lo scompiglio, la rumba e quindi li mandi al manicomio, ma è difficilissimo perché il Napoli non è in questa forma straordinaria e l'avversario non te lo permetterà. Quindi speriamo, ma è difficile. Pensi che a Mario Rui servisse un po' di sana competizione a sinistra oppure pensi che questo miglioramento così evidente faccia parte del suo processo evolutivo? La competizione fa bene perché ti fa, oltre a tenerti sul pezzo e ti stimola anche a far meglio, ti fa anche riposare un pochino, ti fa anche tirare un po' il fiato, perché se gliele fai giocare tutte a un certo punto possono capitare i momenti alla Di Lorenzo che non ci fa piacere vedere. Quindi entrambe le cose, competizione, il tirare il fiato, e quindi puoi essere più brillante quando vieni chiamato in causa. Ti aggiungo, Filippo, che Mario Rui è stato, non per volontà mia o per giudizio mio, ma è stato tra i migliori, forse anche meglio di Di Lorenzo come complessivo rendimento di tutta la stagione anche scorsa, quando non aveva la concorrenza di Olivera. Quindi è una crescita continua, si è tolto anche un po' di dosso le critiche a prescindere, è stato molto apprezzato nei vari ritiri, il tifoso napoletano ha capito, è diventato più un meme positivo che un meme negativo e questo fa bene anche al ragazzo che non merita, comunque si è sempre impegnato ed è uno di quelli che ha personalità. Io avrei fatto riposare anche Kvara oltre che Zielinski, magari con un centrocampo a 2 e un Raspadori sotto punta con Elmas in zona Kvara, niente male come idea, più o meno questo è stato fatto negli ultimi minuti, mettendo Raspa sotto punta, Zielinski a sinistra e chiudendo con Ndombele e Lobotka centrali, sicuramente una scelta possibile e logica. Aspettiamoci un bel pullman, infatti sì, questa partita solo con un guizzo. Se a posto della Sam ci fosse stata la GGG che gioca anche peggio non sarebbe finita 0-2 per noi, non puoi schierare alcuni che sono fuori condizioni, i cambi dopo il 70° non servono e Andrea dopo il 70° c'hai meno minuti per influire sicuramente. Primo cambio l'abbiamo capito per precauzione, poi i primi 2 cambi sono arrivati al 63°, quindi Zielinski e Lozano al 63° e lo stesso Ndombele al 66°. Poi entra Raspadori all'87°, quindi là la partita era finita. Però sono entrati tra il 63 e il 66, insomma c'era tutto il tempo per fare un impatto sulla partita, specialmente con loro con un uomo in meno. Con i Gobbi partita sporca, ma giochiamo all'avviso aperto, non tirati.
Ecco, questo è importante questa cosa, Enrico, perché molto spesso la partita della Juve veniva sempre caricata di quell'eccessiva responsabilità che tu, se non sia mai ti vai a pigliare un caffè al bar, i tifosi ti prendono sotto braccio, sai da vincere, speriamo che la cucciolata nuova si soffra meno le pressioni di questa partita specifica che, ricordiamo, negli anni è sempre stata troppo sentita e molto spesso anche ingiustificatamente dal Napoli, perché alla fine 11 contro 12 giochiamo, si può fare, scusate il sarcasmo. Di Lorenzo deve riposare un po', le sta giocando tutte ed è una classica. Buonasera, ho visto un attimo la reaction, bravo River Johnny. È il momento dei like di tutti. Con la Juve serve una prestazione da attributi pendenti, non esiste che gli diamo alcuna speranza di sculare la nona volta. Se la battaglia deve essere, giochiamola da guerrieri, quando chapeau. 3-5-2 della Samp, che rispetto a quello dell'Inter teneva i quinti più bassi, ha aiutato un po' a far girare palla, sì. Con la Juve, che pure dovrebbe giocare così, ti aspetti una partita simile? Sì, mi aspetto una partita simile, con loro però più forti, perché simile a quella con l'Inter, perché quella della Sampdoria è più o meno la stessa idea tattica, però con giocatori che quando ripartono non hanno il guizzo di Mkhitaryan, non hanno la presenza fisica di un Rabiot, quindi avranno lo stesso concetto di attesa probabilmente, con ripartenze però che possono essere più pericolose, perché se ti trovi un Milik, se ti trovi uno Chiesa, non so se giocherà Di Maria, insomma hanno dei colpi, hanno il guizzo del campione che ti può poi aprire il campo completamente e può essere pericoloso, quindi molto simile, me l'aspetto molto simile. Arriviamo a 200 like e a 15.000 iscritti, perché questo canale Vesuvio ha personalità, grande Rita. Ci siamo, secondo me, se non per questa settimana, perché ne mancano proprio pochissimi, ma credo che con la partita con la Juve l'algoritmo dovrà capire che Napoli-Juve sarà in tendenza, e quindi devo essere bravo io a scegliere i giusti hashtag. E poi non ve lo voglio dire, ma probabilmente durante la partita sarò in aereo, ma questo è un altro paio di maniche, ho l'ansia solo a dirlo, ma voi state tuned, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, non lo so da dove vi arriveranno i video di questa settimana, secondo me è molto interessante, vi dovreste iscrivervi, i calci piazzati, di cui noi siamo carenti ultimamente. Il maestro è fondamentale per il gioco del Napoli, i suoi grossi sono davvero splendidi. Forza Marittima, sei tutto noi, ti amo. I messaggi non si vedono bene, solo l'immagine è nitida. Ah sì, Michele, i messaggi questi qua non si leggono bene? Fammi sapere se è un fatto mio o se tutti quanti è così. Cioè, se è un fatto tuo. Vedi? Prova così, devi entrare nelle impostazioni e cambiare la risoluzione del video YouTube, mettila a 360 almeno. Vedi un po'. Ma quanto può essere cattivo Spalletti con i giornalisti? Per i rigori siamo organizzati benissimo. Provi a ripetere, benissimo. Non vedo l'ora di vedermelo. Per il discorso della competizione di Mario Rui, penso che sia cambiato poco per lui. È sempre stato un giocatore che dà tutto in campo. Sull'1-0 aver fatto entrare Simeone, un avvoltoio in aria ci voleva, soprattutto dopo la superiorità numerica. 200, bene. Chi ti preoccupa più della Juve? Sì. Pierluigi, quello che mi piace di più di questa squadra è Kostic. Kostic mette dei cross veramente difficili da gestire, e visto che Meret non è uno che sta fuori dai pali per intervenire con i pugni o per bloccarla prima che arrivi il cross a destinazione, Kostic mette dei cross veramente interessanti, quindi lì ecco che si ripropone il problema di Lorenzo, non il problema di Lorenzo. Di Lorenzo avrà un cliente scomodo, il problema lo avrà chi dovrà aiutarlo. E mi viene in mente ancora una volta Politano, che questa partita ha fatto una fase difensiva leggermente migliore rispetto a quella fatta con l'Inter, e Lozano non so se è così mentalizzato in questo periodo per farla. Puoi anche decidere tu, Spalletti, di lanciare un'idea più offensiva e di giocartela con Lozano,
con la speranza che un Kostic debba poi guardarsi alle spalle, visto che tu avrai la palla e potrai fare tu la partita, ecco che il Napoli potrebbe anche decidere di partire con Lozano e sperare che la palla a Kostic non arrivi proprio, ma dobbiamo tenere l'attenzione al massimo, sicuramente al massimo. Spezzare il ciclo di vittoria della Juve sarebbe importante non solo per i 3 punti, mi azzardo a dire che può essere una partita spartiacque. Credo proprio di sì, Angela, però speriamo di essere più bravi di quanto abbiamo fatto vedere. 11 Marittielli la prossima. Non capisco perché Simeone giocano così poco, abbiamo ottimi cambi, utilizziamoli. Gennaro, hai ragione, ma questo è Spalletti. Io ve l'ho detto l'anno scorso, Spalletti ha i titolarissimi come Mazzarri, come Sarri, cioè abbiamo capito, lui ha delle idee. Oggi per esempio è stato più sorprendente vedere Zielinski lasciato fuori, perché di solito non ci pensa nemmeno, però Elmas ti ha quasi costretto a farlo giocare. Però quelli sono, e per Spalletti ci sono delle gerarchie ed è difficile fargli cambiare idee. Non so se avete notato, ma Ndombele non ha la velocità nel lungo, forse solo nello scatto. Ha fatto una corsa all'indietro. Ah, l'ho visto, Michele. Quella rincorsa proprio. E io non lo so là se è una questione prettamente fisico o anche mentale. Spalletti ce lo ha detto bene. Lui è uno a cui piace correre in avanti, non gli piace correre indietro. Quindi può essere pure che lui ce l'ha di suo la possibilità degli scatti e dell'allungo per arrivare però mentalmente il recupero palla non è la sua cosa, non è il suo piatto preferito, e quindi sì, l'ho notato, su quell'allungo dell'avversario proprio non riusciva a recuperarlo mai. È vero. Comunque sto guardando Milano, la noia più totale. Leao imprendibile. Spalletti un po' arrabbiato nell'intervista quando il giornalista gli ha chiesto il rigorista, gli ha fatto ripetere: siamo organizzati bene, ripetilo. Sono più i difensori della Roma che stanno dormendo, non si leggono bene i messaggi, io leggo tutto benissimo, quindi è un entro ed esco, quindi è un misto. Non lo so se è colpa mia. Dovrete iscrivervi, lui fa tutte queste cose, nata volta, basta, sei cringe, quindi ha fatto il River Johnny, il finale della cosa, non vedo l'ora di doverne registrare un altro. C'è chi dice che i rigori e il rosso erano inesistenti, il pallone è quadrato. Allora, sul rigore ne possiamo parlare se volete. E lì lui rischia proprio pure di spezzarsi la caviglia, chissà. Che poi sia involontario perché lui è in corsa e quindi capita, però quante volte ci sono stati danni procurati che involontari comunque tu non riesci più a recuperare il pallone perché c'è la spallata. Anghissà è la spallata la consideriamo regolare, Anghissà è in corsa, ma è lui che ha toccato il pallone, il giocatore il pallone non lo vede proprio, quindi fa la spalla e spalla. Anghissà cadendo è difficile che si potesse rialzare e raggiungere poi il pallone, però cadendo prende un colpo sulla caviglia che rischiava veramente brutto, ed è anche un piede a gamba tesa, involontario quando volete voi, però fa pure male. Secondo me, ecco, non avrei dato il giallo in quel caso. Poi sul rosso non ne dobbiamo proprio parlare, perché il rosso tutta la vita è un fallo brutto, è un fallo in ritardo, il pallone non lo vede proprio, alza la gamba altissima, va verso il ginocchio, è ultimo uomo. Zimmer stava da solo davanti al portiere, avrebbe sbagliato il tiro, ma questo lo sappiamo solo noi. Cambiate la risoluzione, si vede benissimo. Mi dispiace per Simeone, non si merita questo utilizzo. Mettete a 90 gradi. Condivido con Kostic che a Valerio al fantascarso e mi ha battuto. Rita, io lo sai come la penso sul fantascarso. Il fantascarso, io compro tutti i giocatori delle altre squadre sperando di perderlo il fantascarso. Ho tutti i giocatori dell'Inter, una bunch of giocatori della Juventus. Alle volte sa. Parlavate inversi, anche i giorni feriali, sempre. Toujours. Che film è? Calulu. Come Calulu. Mettete avanti. Che è successo? Ma ha segnato Calulu? Milan gol. Vedi. Il rigore su Anghissà, ma non è che c'è un pestone, ma non è che c'è un pestone prima della caviglia.
schiacciata dal replay, non si è visto bene, ho avuto questa sensazione col Milan. Non lo so se c'è stato anche altro. I gol di Anghissà, se non veniva peschiato non sarebbe stato clamoroso. Errore, il resto, un clamoroso errore, il resto è netto. Sì. Bene. Allora, importante da vincere, Osimhen ancora troppo solo in avanti, si deve migliorare anche in questo. Gol Milan, Roma inguaiata, Milan in vantaggio, Kalulu di testa, gol Milan, Kalulu gol, Rita 180. Bene, Amin, bene. Prevedi cose prevedibili, insomma, non possiamo aspettare, però sai, aspetta, il Manchester ha vinto 4-0 con il Chelsea. Mamma mia. La notizia non è questa, la notizia è che non ha segnato Haaland, ma ha giocato? Perché poi questa potrebbe essere la cosa. Alvarez titolare. Ha segnato Alvarez. Quindi teniamo d'occhio Milan-Roma al 32esimo. Roma sta giocando anche bene, ma Milan è mentalmente superiore. La prima favorita per lo scudetto, a mio avviso. Francesco, e siamo d'accordo? Se non sei iscritto sei completamente pazzo. Roma 0 azioni, io conto 218 like. Se parli di like, bene. 360 gradi, ecco, che poi parliamo di like o parliamo di gradi. I gradi. Allora, Tomori, Kalulu, Calabria, Hernandez, Benasser, Tonali, Sale, Mekers, Diaz, Leao, Giroud. Informazione tipo. Bless you. Allora, colleghi youtubers, le altre squadre stanno gridando allo scippo. 2 rigori inesistenti, espulsione inventata, partita indirizzata palesemente. Io veramente non ho mai fatto un dissing in vita mia e non voglio cominciare adesso. Però non fateci ridere, onestamente, non fateci ridere. Al 60esimo è fatto raspro per Kvara con Elmas spostato sulla sinistra e Jack mezzala dai quartisci, lasciando riposare completamente Zielu. La Roma non riesce a fare dei passaggi di fila e me la ricordo questa storia. Grazie, thanks. Spolliciamo con uno starnuto, esatto. Victor non lo toglie mai Spalletti, e fa bene a mio parere perché segna quasi sempre. Bisogna battere la Juve, Kostic, quel che Kostic, Giorgio Mele Bellino, Tony Abram, Zaniolo, Dybala, Zaleschi, Pellegrini, Cristante, Celic, Ibagnez, Smalling, Mancini, Rui Patricio, che secondo me è un portieraccio, l'ho detta. Elmas è informissima, deve giocare, è troppo in fiducia in questo momento della stagione. E tu, Vale, chi rinunceresti per far giocare Elfo e Mazzo? Bella domanda. E lo sai che è proprio difficile togliere come fai a togliere Kvara proprio con la Juve? E lo so che è difficile. Ti dico, confermerei la formazione di oggi con Elmas al posto di Zielinski. E dargli la possibilità di scambiare con Kvara, di scambiarsi la posizione, di trovare le zolle giuste. Farei così ancora. Cosa ne pensi del fatto... Oh, Jacopo, adesso ti ringrazio. Cosa ne pensi del fatto che abbiamo faticato a segnare contro la squadra in 10? La Juve è la migliore difesa, come faremo? È vero, ogni partita è a sé e c'è poco, però c'è troppo da rivedere. Sicuramente, Francesco, siamo ancora in ritardo di condizione, non siamo veloci e brillanti nel far girare la palla. Soprattutto quando sei in superiorità numerica, devi anche evitare, a volte pure ci siamo un po' incaponiti nel dribbling, sia Kvara che Politano, a cercare quest'uno contro uno che non funziona, che poi era 1 contro 2, che era sempre raddoppiato. Quindi lì bisognava solo far girare le palle. C'è stato un momento in cui l'abbiamo fatto, però senza mai poi affondare decisi. E così. C'è anche da dire che con Osimhen lo sviluppo del gioco è meno fluido in generale rispetto a quando c'era Raspadori prima punta che viene in mezzo come falso 9, o anche Simeone che aiuta un pochino di più, però Osimhen segna ed è difficile toglierlo da mezzo, quindi bisogna essere più veloci nel giro palla e tentare qualche strappo, magari non quando sei già raddoppiato, quando c'hai l'1 contro 1 è difficile, specialmente con la Juve che stanno in fiducia con questa difesa così. Non sarà facile. Spalletti in intervista ha detto che Kim aveva un affaticamento, i dottori visitandolo hanno detto che era a rischio, quindi l'hanno evitato.
come calciomercato reale, come stiamo messi, e Luca, questo è, non si farà più nulla sicuramente. Il Napoli ha messo a posto questa situazione del vice di Lorenzo con Beresischi, si parla insistentemente di Unani il marocchino, però non credo per questo gennaio, sicuramente sarà per l'anno prossimo. E ringrazio Jacopo Statti, sempre generosissimo. 7 infatti guarda il gol in mezzo del portiere che non ha saputo parare una mozzarella volante, mani di ricotta. Spalletti purtroppo, e anche quello di Sant'Ono al posto di Cardi nel famoso Inter-Juve, senza alcuna... sì, ma è vero Andrea, noi ce lo dobbiamo ricordare, quella sostituzione ancora inspiegabile, più per noi che per i tifosi dell'Inter, onestamente. Ma non è che la Juventus fa lo stesso gioco dell'Inter, difesa ripartenza? Sì, sarà questo ti devi aspettare, nient'altro. Giorgio ha sempre la battuta pronta, è vero. Anche Inter-Napoli è stata palesemente indirizzata a favore dell'Inter. Andanovic a Sozza, mi raccomando, fischia pochissimo. E Aniello l'abbiamo messo in copertina questa cosa qui. Politano ottimo in difesa, meno in attacco. Abbiamo un nuovo terzino destro. Addirittura due. Sì, però diventa complicata. Diventa complicata, serve più... Cioè, è buono in difesa nell'aiuto al terzino che già c'è. Il Napoli non sa giocare per un pareggio, ma se dovessi arrivare per me sarebbe un ottimo risultato. Poi vincere le altre due, che non sono da sottovalutare assolutamente. Ciao Valerio, Umberto, le altre due tu già ti stai riferendo alla Roma, cioè già stai praticamente parlando di, togliendo la Juventus da mezzo, vincere con la Salernitana e poi già stai al girone di ritorno. Io ti dico, nello schema mentale, anche aiutati dalla famosa classifica Guido, che aiuta fare delle previsioni, se riesci a bissare il rendimento del girone d'andata, il Napoli può permettere, avendo vinto con la Sampdoria, deve vincere assolutamente con la Salernitana e potrebbe anche permettersi di steccare la seconda partita. Perdere 2 partite nel girone d'andata va più che bene, perché se tu bissi quella cosa con 4 partite perse, che fai 26 vittorie, non so quante ne devi fare, è un ottimo risultato che ti può portare sulla soglia dei 90 punti che potrebbero bastare per vincere lo scudetto. È chiaro che devi bissare il rendimento dell'andata, altrimenti è tutto perduto, ed è anche chiaro che se 3 punti valgono 3 punti, se li potessi prendere con la Juventus mica male, perché poi li rimetti in discussione, gli butti un pochino di fiato da sopra a scendere e non si sentono troppo esaltati e li rallenti anche nella rincorsa. Così tra di loro si azzuffano tra di loro quelle 3 là e fanno loro il buono, il brutto e il cattivo. Ma cosa cambia tra seconda, terza e quarta? Pochi milioncini, quelli che sono importanti, e se arrivi primo o se arrivi secondo. Quindi a questo punto darei volentieri anche un punticino alla Salernitana se arrivasse la vittoria con la Juve, onestamente. Però non è facile. E che ci facciamo problemi. Più 5 sulla seconda, vendendo senatori e prendendo sconosciuti. Non si deve avere paura. È già un esploit essere lì. Ma sicuramente, questa, per come era cominciata la stagione, doveva essere una stagione di riorganizzazione, non di rivoluzione, ma insomma reimpostare una squadra che è giovane, con stipendi più bassi. Non è una squadra che è fatta per vincere subito. Però nel momento in cui vedi che l'Inter stecca, che il Milan stenta, che la Juventus comincia male, alla fine adesso Milan e Juventus stanno lì, il rendimento è simile, quella cosa di quell'ingolosimento che dice quasi quasi il Napoli ha fatto così bene, a questo punto proviamoci e vediamo cosa succede. Bisogna vincere, lo so, hai ragione Rossano. Infatti l'ho detto nel finale del mio discorso. Stankovic, il Napoli è impressionante. In passato non vinceva perché non aveva tanti ricambi all'altezza, forti quanto i titolari, cosa vera. E il Milan ora a palla veramente sta volando. Chapeau, vedi? Il fusarrista, un abbraccione, buon anno anche a te amico mio. E sì, vedi i tifosi del Napoli che vedono e apprezzano. Noi siamo sempre quelli che abbiamo applaudito quando ci hanno vinto uno scudetto in faccia, e quando vediamo che una squadra è in forma e gioca bene lo diciamo.
anche se non siamo noi. Piano piano mi sembra stiamo crescendo, ma non mi è piaciuta la difficoltà nel creare azioni pericolose sull'1-0. Siamo stati lì, ma con poco spunto. Più che il fiato, un po' di ciatillo. È assurdo, ma preferirei steccare con la Salernitana, ma la Rube no. No, non è assurdo, è comprensibile, vale? È comprensibilissimo. Perché è una tua diretta avversaria, quindi uno scontro diretto che vinci e ti dà anche morale. È chiaro, è nella mia idea generale di non steccare mai con le piccole, perché quelli sono punti pesantissimi quando la sbagli, cioè sembrano quasi punti dovuti in una ideale classifica del rendimento che devi avere. Li devi fare quei 3 punti lì, perché poche squadre steccheranno con le piccole, che hanno sempre un rendimento discutibile. E con gli scontri diretti, visto che c'è un grande equilibrio, ci si può anche rubare punti a vicenda. Ecco perché uno pensa tripla con la Juve, però con la Salernitana non puoi steccare. Venendo al contrario, perché no? Proviamoci, ecco, se il Napoli dovesse seguire il mio ragionamento con la Juve, visto che io li difenderò anche se non dovesse arrivare la vittoria, ma giocatevela a viso aperto, Spalletti, ma metti il 4-2-3-1 con Raspadori pure me, cioè dai pure la sensazione alla Juventus di dire se perdiamo, ma noi giochiamo a pallone, noi siamo la squadra, capito? Non vorrei essere, che la paura mia del timoroso Spalletti, e quello è il problema che non ci è piaciuto nemmeno con l'Inter, un po' timoroso, un po' con le braccette, invece no, giocatela a viso aperto, se perdi non fa niente, perché comunque 2 partite, poi la Salernitana reagisci come hai reagito con la Sampdoria. Che ne pensate? Moon, come Moon. Dobbiamo vincere e basta, lo so. Arriviamo a 250 like, dai. Ma il Milan quando ha lasciato... Cosa? Quando ha lasciato? Non lo so, scrivi bene perché non ho capito, riscrivimela e te la leggo. Spalletti out. I like, forza. Roma ad un passo dal gol con Zelensky. Dal Mexico, forza Napoli sempre. Gesù, De Cruz. Hola, senza hola, perché non si aspira l'H in messicano, almeno non credo. Lozano, dai, Ciuchi sta un po', si deve scrollare un po' di pesantezza da addosso. Dai, che poi era colpa di Gattuso. Allora, che sta succedendo? Cioè, noi Granata stiamo giocando proprio male, ma male. Se non fosse per Ochoa, Kvara deve solo recuperare fisicamente, spesso lui non lo ha servito anche quando era esterno con un solo difensore a marcarlo, lui invece ha optato spesso per il passaggio centrale al lobo, ma ha alternato tutte le giocate Mario lui, già nell'azione del gol dove lui fa il cross per Osimhen c'era il passaggio a Kvara come possibilità, a volte è rientrato al centro per cambiare il gioco, lui ha fatto la scelta secondo me più giusta che lui pensava al momento. Contro il secondo della Juve, tenendo largo gli esterni, mi giocherei l'1 contro 1 contro il centrale, usando Raspa e non Osi, evitando inserimenti delle mezzali già in inferiorità numerica. Che ne pensiamo? È difficile non usare Osi contro la Juve, va a finire che Raspa lo sovrastano fisicamente. Per la precisione, YouTube più importanti non parlano di partite rubate da parte del Napoli, solo i trogloditi sul carosello, e va bene. Con la Juve vorrei vincere, è bello così, ci piace. Dico che prima della sosta il Milan è in netta difficoltà, non come dicono che ha ripreso dove ha lasciato. Ah, ok. Sì, Moon, ma ce lo ricordiamo, specialmente con la Fiorentina, sozzerie, ce lo ricordiamo sicuramente. Però hanno preso, essendo i campioni d'Italia uscenti, una mentalità riconosciuta un po' da tutti, dove loro hanno questa convinzione di poterla risolvere la partita. È un po' la mentalità che sta riprendendo la Juve, che sembra in difficoltà, che sembra che gioca malissimo, però la acciuffano sempre nei minuti finali. Un po' è successo anche al Milan, in qualche esempio è successo anche al Napoli. Pensiamo alla partita con lo Spezia, ripresa all'ultimo minuto. Un po' di difficoltà il Napoli l'ha dimostrato anche con l'Udinese.
Insomma, ragazzi, nessuno, il Napoli come risultati sì, però nessuno ha ammazzato il campionato nelle prime 13 giornate a dire, cioè 13, 15 quando ne abbiamo fatte, a dire questo è indubbio che siamo i più forti. Il Napoli lo ha dimostrato con i risultati, però anche come prestazioni ogni tanto ha dovuto tirare il fiato e adesso i carichi di lavoro saranno diversi, ci dobbiamo riabituare alle azioni veloci e speriamo di riprendere il cammino così come l'abbiamo lasciato noi. Poi le altre si devono affannare dietro, si devono affannare. Non ho paura di quelle lama degli arbitri, visto il gol annullato alla Cremonese per fuorigioco inesistente. Insomma, che poi questo qua, Angela, io ho visto varie cose, non ho capito, perché poi non tirano bene le righe quando devono fare le cose. Non ho capito se il pallone era entrato, perché l'arbitro mi pare che faccia il gesto con l'orologio dove l'orologio gli dice, la goal line technology dice non entra, cioè come se non fosse entrato. Il fuorigioco non mi pare di averlo visto, però dice che la cosa non era entrata. E su quel fallo di Dessero dove lui si gira e quello gli salta addosso, che non è mai fallo, e lì è gol della Cremonese. Insomma, contro la Juve non vogliamo la stessa partita della gara di andata con la Roma dello scorso anno. Con la Juve però mi aspetto un ritorno di Oliveira per fisicità, anche se il sinistro del maestro sta diventando praticamente una garanzia. Ti consiglio di vedere la partita perché Dybala è qualcosa di incredibile. E Leone, come faccio? Sto live, chiudo tutto e vado a vedere la partita. La posso recuperare dopo. Deve recuperare cattiveria. Non è che questa preparazione che abbiamo fatto è stata esagerata e alla fine si dimostrerà distruttiva. Vedo il Milan veramente in palla, forte come quando lascia. Ah, questo è il discorso che rispondeva poi Moon. Forti più mentalmente, sicuramente. Come mai siamo così lenti? Vedo il Milan andare a 1000 e ripeto, ragazzi, dobbiamo solo vedere se saremo più veloci poi verso febbraio-marzo. Spalletti è stato sempre così, preferisce l'equilibrio, ricordo con Mertens. Chi vedi meglio con la Juve come terzino sinistro? È una bella domanda. È una bellissima domanda perché vuoi avere la fisicità per contrastare la fisicità della Juve con Oliveira, però questo Mario Rui onestamente io lo confermerei perché ti dà più soluzioni e visto che ti servono soluzioni di qualità, ti servono quei passaggi che non vedono tutti, io azzarderei un Rui con tutta onestà, senza essere volgare, che partite Roma non si aspira l'H messicano. La prima parte del campionato, sì, ok. Benvenutiamo i trogloditi. Ma c'è davvero qualcuno nel coraggio di parlare di partita? No, vabbè, lasciamo perdere. Contro la Rubella non giocare con Osimhen in unica punta, altrimenti va a finire come con l'Inter che non tocca palla. Ok, Nicola, si può fare anche con Osimhen come unica punta, però va coadiuvato con un Elmas che si butta dentro riempendo l'area con un sottopunta e magari con le considerazioni del nostro Guido Gentile. Buonasera amiche Bellini, buonasera amici Bellini, buonasera Valerio. Col tuo permesso vorrei salutare le 7 sorelle. Ah, ok, sì, andiamo direttamente sulle frasi fatte. Ho molta nostalgia. Partiamo dalla fine, sono 44 punti in classifica del Napoli, è il secondo miglior risultato di sempre in un campionato a 20 squadre con la regola di 3 punti per il Napoli di sempre. 44 li aveva fatti solo nella prima stagione di Ancelotti, la Juve ne fece 53 in quel girone di ritorno, 2 pareggi e tutte vittorie. È la prima di CR7 in Italia. E nel girone di ritorno il Napoli fece sesto, però fece 79 punti complessivi, uno dei campionati più mosci di tutti i tempi. E poi il record rimane quello di 48 punti del maestro Sarri nella sua terza stagione, nel girone di andata, che replicò i 48 punti del girone di ritorno della stagione precedente. Poi nel girone di ritorno quel Napoli ne fece 43, la Juve 47, se la mia memoria non mi inganna. Quindi con 2 partite ancora da disputare, e si spera che a qualche punto uno lo faccia, Napoli ha eguagliato il record di Ancelotti, e questa sicuramente è una notizia giusta che va data, perché non sono scontati 44 punti, specie per il Napoli. Solo una volta è riuscito a raggiungere questa
cifra notevole. E 44 incomincia a essere un bottino interessante per la corsa Champions. Siamo in perfetta media Guido, che deve essere mantenuta con una vittoria sulla Salernitana, che ci porterebbe a 47 punti a prescindere dal risultato della Juve, quindi anche nella peggiore delle ipotesi avremmo la media Guido con le altre 0 e avremmo una vittoria piuttosto di un pareggio con le 7 sorelle meno una che sei te stessa in Napoli, perché devi fare almeno 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, o 2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte, quindi che forse non sono sufficienti per lo scudetto per come stiamo andando. Quindi queste, diciamo, sono le buone notizie. È un Napoli bruttarello, tendente al bruttissimo nel secondo tempo, che ha battuto una squadra che è molto 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 modesta, ma più modesta dell'Inter. Peggiore attacco della Serie A, 8 gol, che con 8 rimangono anche oggi. Seconda peggiore difesa della Serie A, 28, prima di questa sera 30. Il Napoli ha concesso anche troppo, poco chiaramente a livelli assoluti, ma troppo per i nostri gusti. È iniziato molto bene la Sampdoria, aveva 2 attaccanti altissimi e molto vicini che costringevano Lobotka in grandissima ripresa a essere marcato da a Selic, sono imbarazzanti. Infatti il Napoli ma è il mio cavallo di battaglia, cioè noi lo sappiamo che produciamo tanto, ecco perché poi con Milan abbiamo fatto benino l'Inter maluccio, perché abbiamo bisogno di questi numeri per fare 2 gol, cioè con questi numeri la Juve ci fa un campionato, ma ci fa mezzo giro. Sì. Ma forse no, però mezzo sicuro, nel senso, per quanto ha bisogno poco di... E se tu rivedrai poi domani quando fai l'analisi tattica, trova molti momenti dove avevi questi 2 attaccanti, il Botta e il suo primo centrocampista, era proprio tenuto dentro un triangolo quando loro ne erano in possesso e lo costringevano a abbassare molto. Quindi, però Lobotka è stato non solo molto preciso, sbagliato solo un passaggio, molto attivo, si è visto che ha ritrovato gamba, quante volte ha lasciato poi letteralmente sul posto i suoi interlocutori. Sì. Però il Napoli veramente di nuovo sotto ritmo, non la sblocca per un rigore imbarazzante che non era stato dato, cioè quello è rigore sia perché non è spalla a spalla, ragazzi, quello si disinteressa del pallone lui qua e va quindi già sul primo contatto e farlo. Poi da regolamento, se uno se ne andasse a leggere i regolamenti, quello non c'è il fatto volontario, quello è un'imprudenza, quello di averli preso con la scarpa, la caviglia, però abbiamo scoperto che ci sono più regolamenti sia applicati ma anche raccontati. Anche raccontati. Perciò io insisto molto che il professor Guido Clementi ha ragione, ma si fa mettere in mezzo in discussioni dove ne esce sempre male, quando lui ha ragione. Quello è il regolamento e un arbitro dovrebbe applicarlo, non deve né crearlo né interpretarlo e né ometterlo. E teoricamente è molto semplice come analisi, cioè, ci ha regalato intuizioni molto più eleganti e geniali, però evidentemente questa intuizione del professore viene buttata alle ortiche. La cosa che ci fa preoccupare, pensiamo l'anno scorso con la Fiorentina, che Napoli in 11 contro 10 veramente stentato per larghi tratti, non sembravamo in 11 contro 10. Secondo tempo abbiamo accettato un ritmo di nuovo molto basso, non può essere la condizione atletica, questo alibi, è proprio una questione di predisposizione. Vorrei che adesso, quando le partite più avanti cominciano a pesare, perché l'obiettivo è serio e si avvicina, ma il campionato è lungo e le gambe si fanno più molli. Per questo mondiale non vorrei che poi ce lo portiamo avanti per mesi, no? Il mondiale, anche perché fra poco si prendono un mesetto le coppe, quindi si passa dal mondiale alle coppe, si gioca ogni 3 giorni. Io vorrei finirla con questi alibi. Abbiamo fatto una predisposizione di testa, abbiamo cambiato anche degli uomini, meno di quanti i giornali pronosticavano, esattamente il numero di giocatori che tu, io, le persone un po' sagge si aspettava. Giusto, può essere la novità di Lozano. Abbiamo un problema a rigori, l'ha sbagliato Ischi, l'ha sbagliato Osimhen, non che stiamo criminalizzando i nostri giocatori, e l'ha sbagliato Politano, quindi
nessun giocatore adesso ti dà quella garanzia. Sì, Elmas ha tirato un rigore pazzesco, come lo tirò anche Kvaratskhelia, anche in nazionale, però sono numeri troppo piccoli, no? Si spera che metti che Elmas diventi rigorista, ma il che non è possibile perché Elmas raramente non è titolare. Esattamente, quindi l'ha battuto con grande, proprio si vedeva, tu lo vedi dalla faccia di un giocatore quando è duro, convinto. Invece Politano a sguardo basso, non cercava, l'ha battuto maluccio, mezza distanza, infatti sembrava sul palo, no? Il portiere l'ha palato, è andato sul palo. Sì. C'è molto da riflettere su questa partita. Abbiamo affrontato una delle peggiori squadre di Serie A, ho detto con massimo rispetto, a me non interessa, si è appena ripresa, una brutta notizia, cioè, devi guardare su 17 partite, è una squadra che ha tantissimi problemi, produce poco calcio, 8 gol, Valerio su 16 partite, sono numeri modestissimi, e ci deve far riflettere che l'Inter ha preso 2 gol anche dal Monza e sono arrivati a 24 e noi come l'anno scorso non segniamo al Milan e perdemmo in casa 1-0, facciamo 1-1 con l'Inter, 1-1 con la Roma. Abbiamo perso i 3 punti, sono 44 punti, sono ottime cose perché intanto sono 44 punti che tu metti in classifica e non ti smuovi, cioè intanto. Però, e quindi bene. Però la settimana prossima, cioè nemmeno metà dell'altro po' della settimana prossima, affrontiamo la Juve, che è tornata la Juve di Allegri, che fece quel girone di ritorno, che l'ha fatto più volte quel girone. La Juve tradizionalmente ti può fare 50 punti, l'ha fatto più volte in un girone, anche 53, 52, 51, 50. Quindi non è una notizia, cioè che la Juve possa fare 50 punti in un girone. Questa Juve, la Juve di Allegri, con questo campionato, un campionato che ci dà anche molte preoccupazioni per quelle che possono essere delle decisioni che possono essere annunciate nelle prossime ore oppure no. Possiamo aspettarci un divieto per tutta la fine della stagione di trasferte ai supporter del Napoli, e parentesi, quelli certo. tifosi del Napoli sono delinquenti come sono delinquenti quelli della Roma, però ci va in me. Quindi noi, come sempre, dobbiamo vigilare, no? Dobbiamo vigilare sugli arbitrati, dobbiamo vigilare. Tolte queste cose qui, c'è da riflettere. La partita di venerdì è una partita delicatissima per il Napoli, perché il Napoli di oggi è un Napoli non in salute, con tanti giocatori. Abbiamo un caso Kvaratskhelia grosso come una casa, perché il giocatore non salta l'uomo, si è mangiato 2 gol, ha avuto una palla due palle bellissime, una da Politano, ma più volte si è fatto recuperare, sembra uno scriccio, e sono tante partite. Dobbiamo riflettere, insomma, vedremo la partita. La Juve è la peggiore avversaria non per l'ossessione da affrontare, perché è una squadra che non prende gol da quando tu eri nato, un altro po', ne ha presi solo 7, quindi è tornata, è iniziato malissimo il campionato, ricordiamocelo, perso col Monza, ha fatto anche brutte figure, non ti farà giocare, cioè, se con l'Inter tu hai avuto difficoltà, l'Inter è bassissima e ogni tanto qualcosa provava a farla, con la Juve non puoi concederti 3 errori di Di Lorenzo sulla ripartenza dal basso, che era successo anche con l'Inter, 3 oggi data palla all'avversario, ma l'avversario non è la Sampdoria, 8 gol in 16 partite, è la Juve che segna poco, quella è la differenza. e se tu gli dai 3, cioè, c'è da lavorare, c'è da vedere questo stato di forma, se è solo stato di forma, come poi viene detto da tutti, le stesse persone, ricordiamoci, poi finisco, se no sono lungo, che dicevano che noi saremmo andati in carrozza perché Spalletti, il maestro delle ripartenze, ha già vinto in Russia, e quindi ci siamo dimenticati. La narrazione oggi è il vero tema mondiale in tutte le cose, no? Che però è anche il vero tema mondiale perché è quasi sempre scadente, che può essere nel mio settore, nel cinema, come quello del calcio. Quindi adesso non si nomina più la Russia, la vittoria del campionato di Russia, si nomina i mondiali. Io non vorrei che, non è fatto di mondiali, ma di testa. Su Kvaratskhelia abbiamo tanti punti interrogativi. Secondo me una delle considerazioni che va fatte, dobbiamo dirlo con grande onestà,
anche perché ce lo insegna il campionato di Serie A, che è troppo pompato. Questo giocatore non è fortissimo come poi deve essere dipinto dai vari colleghi nostri dell'area azzurra napoletana. Noi abbiamo avuto tanti talenti che negli gironi di andata fanno un po' bene, e già lui non è tutti i gironi di andata, e poi si sgonfiano nel girone di ritorno perché all'inizio non ti conoscono, e poi sono diventati dei carnelli. E quindi sicuramente il ragazzo, tra l'altro è molto giovane, quindi ha molto tempo, ha delle qualità, ha iniziato bene, e poi l'infortunio è qualcosa che non sapremo mai che è successo in città, e le difese sicuramente toste, un fatto di ambientale, non lo sappiamo, però sicuramente il rendimento è molto al di sotto della sufficienza, no? E questo a prescindere dai compiti tattici, che quando un giocatore incomincia a cincischiare sempre con la palla, non salta più l'uomo, anche con la porta spalancata, non tira, si fa rimontare o tira strozzato, quindi l'azione che l'avrebbe portato sullo 0-2 al Napoli alla fine del primo tempo, che poteva metterci anche in maggiore tranquillità nel secondo tempo, è un'azione bellissima. Lobotka disegna calcio, e Politano dà una palla non facile, perché la dà, è un passaggio lungo, no? Ma con i giri giusti al punto giusto va solo messa piazzata nell'angolino, ed è uscita di 2 metri, non di... La strozzata. Nel frattempo stavo prendendo l'analisi. molto bene per la classifica, ma molto bene storicamente, ci tengo, se no poi ci sono gli hater, 44 punti, abbiamo eguagliato il record di Ancelotti, e speriamo di superare il record del maestro Sarri, che oggi ha preso 2 gol però. Esatto, significherebbe per superare Sarri dobbiamo vincere tutte e 2. Sì, o eguagliarlo con un pareggio, una vittoria. Lì poi ne parliamo, perché gli amici bellini ovviamente preferirebbero vincere con la Juve, non a caso. Allora, non so se Guido fa anche questa statistica, se sì inizia a pensare sia bionico, ma sarebbe interessante vedere i chilometri percorsi in queste 2 partite rispetto a prima, per capire il calo fisico. No, siamo perfettamente meglio, anzi tra l'altro per oggi non conta, perché avendo avuto una squadra che con l'uomo in meno, perché oggi è 111 e 959, però il record della domenica è la quarta 112-155. Il punto, no, siamo perfettamente in media con oggi molto sopra media, perché il secondo risultato, diciamo, con l'Inter, no, siamo andati sotto media, cioè, nelle partite prima, a dimostrazione che non è vero che il Napoli stava stentando, aveva fatto 113, 105, 106, ho detto, sempre con una media di 6,5, 6,41, 6,71, 6,8 e 6,12 di velocità media. Poi bisogna vedere anche nella zona del campo nobili, il campo dove tu giochi molto di più la palla, il possesso palla continua a essere quello, perché oggi abbiamo fatto 66, 63, la 63 la penultima prima della pausa, ha detto il Napoli, lo sappiamo che la pericolosità in attacco è imbarazzante, perché il Napoli ha già sfondato i 300 tiri, 305 tiri. Pensate che l'anno scorso il Napoli a fine campionato ha tirato 579 tiri, quindi ha più della metà dei tiri dell'anno scorso in totale, e ha tirato 102 tiri in porta. L'anno scorso ne tirò 201 in tutto il campionato. Pensate che la squadra che il Milan non lo posso considerare perché ancora non è finita la partita, è 267, cioè la Juve ha tirato 230 tiri, 81, no? La Lazio del maestro Sarri, che è il gioco d'attacco più idolatrato, oltre all'organizzazione difensiva, vedete la narrazione cosa fa, ha tirato 186 tiri rispetto ai 305 del Napoli, quasi la metà. Però dicono che la squadra dopo il Napoli che gioca il miglior calcio, quello più offensivo, eccetera, gioca la punizione, però tira poco, tira meno. Tra l'altro gol fatti la Lazio 29, il Napoli 39, 10 gol in più, e hanno Immobile. Comunque no, oggi con l'Inter abbiamo corso molto meno, 104, però oggi non fa testo,
il punto è che il Napoli, se vedete mentre la partita nel secondo tempo, a un certo punto proprio si è adagiato. È molto importante, rivedete alcuni tratti, almeno del secondo tempo, dove erano tutti fermi. Allora, è vero che tu corri, è vero che oggi è la seconda prestazione per passaggi, cioè 607 rispetto a 614, che no, scusa, no, sì, 607 rispetto a 614, che era 12esimo, sono tanti 600 passaggi. Non sono il 900 di quando c'era Jorginho, ma quello era un Napoli, era una ragnatela che manco Spider-Man. Cioè. Però è la compassezza che avevamo, sembrava il peperino giusto Mario Rui e il grande spolvero Osimhen che non ci tiene a pareggiare o a perdere le partite, è quello più voglioso. Beh. Bisogna capire, vedremo con la Juve, sono 2 partite da non steccare, perché a questo punto la Juve deve imparare a non perderla, come è successo con l'Inter, che invece è ovviamente, anche se la Salernitana è ripresa, ha fatto un grande acquisto in porta, che se ne dica, perché c'è da chiudere bene questo girone di ritorno. Il Milan sta vincendo, scusate, ma questo non, per chi spera che il Milan oggi perdesse, perderà. No, ce lo stavano raccontando in un Milano molto più brillante della Roma. Sì. Elpidio, buonasera Valeria e Guido, ritenete per quanto sinora visto la contingenza arriva dalla spinta a destra, ovvero di Lorenzo e Kvara, che necessita contro la Juve di entrare a 20 dalla fine e segnare? Allora aspetta, l'ho letta male. Cioè la contingenza arriva dalla spinta a destra, ovvero di Lorenzo, e Kvara che necessita contro la Juve di entrare a 20 dalla fine e segnare. Quindi lasciare un po' a riposo Kvara. Non è l'unico Elpidio che ipotizzava questa cosa, magari con un Elmas che sta decisamente più in forma. Elmas secondo me può giocare sia al posto di Zelinski sia al posto di Kvara in questo momento. Io su Elmas, ma non perché poi mi accuso un po', sono molto contento perché lo dissi, poi questa cosa che uno deve parlare male dei propri beniamini mi sembra come tagliarsi le parti nobili del corpo, no? Perché a noi servono che i nostri giocatori più possibili, 16, 17, 18, più possibili, siano in palla, in gamba e in testa, perché poi alla fine con 12 non vai da nessuna parte, che se dicevano le battute che conquisti uno stato, la famosa quindi tanto quando dissi mi sembra che una partita ce l'abbiamo recuperato, è importante adesso di non riperderlo. Io penso che partirà Kvaratskhelia con la Juve titolare, penso per 2 ragioni fondamentali, no? Per dargli fiducia e perché sto vedendo uno Spalletti che in conferenza stampa, poi tu non so se già l'ho visto, lo recupererai, molto nervoso. Vabbè, ma tanto tu sei una macchina da guerra, nel senso, molto stizzito. Oggi non c'erano neanche le ragioni, perché abbiamo visto conferenze stampa molto più sia anonime, mosce o più velenose non nel modo più interessante possibile di porgere domande anche utili, ma provocatorie, no? La domanda su Totti, cose lì, mamma mia. E quindi difficilmente metterà in discussione Kvaratskhelia, ma l'idea invece di lasciare 30 minuti non è campanata male, come non era campanata male per esempio a centrarlo, però oggi Spalletti ha detto che gli piace quella posizione, sia lui il ragazzo, per esempio con l'Inter, per parlare un po' di tattica, noi non siamo negazionisti o ideologici, no? Potevi pure passare una sorta di 3-5-2 mascherato. Oggi, per esempio, se tu non metti un doppio attaccante sull'1-0 con la squadra in superiorità numerica, con questa squadra contro la Sampdoria, che è la penultima in classifica, non è un Milan che comunque ha dei fuoriclasse che sempre qualcosa ti possono cacciare fuori. Tant'è vero che la Sampdoria nel secondo tempo è passato 4-1, poi ho visto che era totalmente inconsistente, non riusciva proprio a uscire, ma il Napoli stava lì contento, ha cambiato e ha rimesso almeno la doppia punta. Non è che ci ha dato grandi preoccupazioni, perché solo una parata nel primo tempo, ricordiamo, di Meret, però era fastidiosa. Allora ha detto, se tu con la Sampdoria in vantaggio per chiudere la partita, in vantaggio di un uomo, rimani
fisso così, solo a fine partita, ma quando mancano 3 minuti si è passato al 4-2-3-1, 4-3-2-1, scusa, con Raspadori dietro dietro Osimhen. Però non penso che cambi né posizione né minutaggio. Potrò sbagliarmi, ma soprattutto per una questione psicologica, sia nei confronti del giocatore, sia nei confronti, da quello che ho capito dalla conferenza stampa, nei confronti di un certo tipo di rapporto che si è di nuovo instaurato. Poi posso sbagliare. È uno degli errori, tra l'altro, più anonimi che possiamo fare, sbagliare la formazione. Michele ti chiede, buonasera, chi non avrebbe firmato a inizio stagione per 14 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta dopo 17 giornate, non vedendo la classifica, a che posto avresti visto il Napoli a questo punto della stagione? Io sono contento perché siamo leggermente sopra la classifica media Guido, quindi no, dal punto di vista della classifica, essendo sopra media e la classifica Guido, non sbaglio, negli ultimi 23 anni, che poi possono cambiare negli anni, ma tu devi vedere l'andamento degli anni, quindi significa che stai andando bene, non stai andando, non stai vivacchiando. Ho detto, ma questi discorsi chi di nuovo avrebbe fatto? Ma se tu vuoi finalmente vincerlo, perché noi invece qui nel canale di Valerio non abbiamo paura, perché poi mi sembra proprio molto ipocrita, no? Che tu dici fai tutta questa finta scaramanzia e poi si parla di... Allora, il campionato italiano è scarso, non esistono le 7 sorelle, che io risaluto anche metà della live, perché dove sono queste 7 sorelle? Le sorelle sono 2, sono diventate tra l'altro manco 3, 2, perché sta uscendo proprio fuori pericolosamente dalle 3 sorelle l'Inter, e sono Milan e Juve. Io ho detto il Milan quest'anno è favorita, l'Inter perché la rosa più forte, quella del Montegaggi più alto, Marotta, anche muscolarmente ha più cambi, chiaro, il Milan è favorita anche perché ha vinto lo scudetto, e la Juve lì dietro, perché prima di riprendere il cammino dopo questi anni difficili a Bufera non è facile. Adesso noi abbiamo una situazione dove il Milan per me rimane favorito e se stecca il Milan c'è la Juve, e noi siamo la rompiscatole che sta spaiando un po' come a scopone, sparigli, ma non abbiamo tutti quei 7 elementi, lo stiamo vedendo anche in queste settimane, che è inutile ripetere ogni volta. Quindi una classifica sopra la media guida, che è la media per vincere lo scudetto, quindi siamo sopra la classifica, va benissimo, però dobbiamo essere seri, cioè non essere né disfattisti per una sconfitta né esaltarci, e vedere nelle partite sia quelle buone, dove non è il criticare, e sia quelle cattive, sono quegli elementi, quei difetti che se ripetuti ti fanno capire poi perché alla fine non hai vinto, e se corretti ti fanno capire perché poi vinci. Adesso ci aspettano 2 partite e poi ci sarà la Roma, importanti. Una che è una partita super trappola con la Salernitana, dove non cominciamo a fare i pianistei che giocheranno la morte, è un derby, e a Salerno-Napoli c'è quest'odio ingiustificato tra l'altro, e siccome tu quella partita per la meglio guida la devi vincere, la dobbiamo vincere, ecco, la Juve, punto, non c'è da dire nulla, no? Come media puoi addirittura permetterti una sconfitta, ma chiaramente ridurrai molto la classifica. Quella partita è una partita da non perdere, tutto ciò che viene sopra un pareggio, chiaramente vincendo blocchi questa grande rincorsa della Juve e riaccorci la classifica delle altre. Manda un attimo, Valerio, la classifica a confronto delle 16. Purtroppo non la possiamo fare delle 17 perché mancano troppe partite, anche se già quella si fa vedere che sono sempre di meno i punti, perché si stanno abbassando, avendo questa domenica riequilibrato la questione delle grandi squadre con gli altri. Allora, sono punti confronto? Punto confronti, sì, perché su questo stiamo rivedendo con costanza, perché è molto importante valutarla, visto che poi si parla spesso di chiacchiere, no? Oppure si danno delle verità assolute, sì, grazie, gentilissimo, basate su verità sbagliate, no? Queste sono, senza vedere, lo ripeto sempre, le squadre, quindi senza l'emozione, il campanilismo, il tifo, non ci interessa quanto serviva per vincere, quanto serviva. E vi ho detto che c'è la zona Europa che per ora continua a spingere un po' più in alto, quindi questo significa che rischiamo di avere
di nuovo come negli altri anni, una quarta squadra di Champions League, che non è più i 70 della Juve dell'anno scorso, ma torna a essere 77, 78, 79, come è giusto che sia. E purtroppo, contrariamente a quello che ha detto un mio illustrissimo collega, no, che ha detto un falso, spacciando invece per vero, la zona per la retrocessione, lo dicono i numeri, no? Nelle ultime 3 posizioni continuano ad avere meno punti rispetto all'anno scorso, che è stato l'anno più basso di tutti gli ultimi 8-10 anni per salvarsi. E non la possiamo chiudere oggi alla 17ª, però possiamo già sapere che la Sampdoria, non avendo guadagnato punti, no? non migliorerà molto questa classifica, anzi peggiorerà molto dalle posizioni 15, 16, eccetera. Quindi quello che vedete è che dalla 9ª posizione alla 20ª, a parte poche squadre che vedrete già dalla 17ª altri segni meno rispetto a quei pochi più 1, più 2, e questo ci fa pensare e soprattutto ci fa preoccupare, perché rischieremo che la lotta per la retrocessione a un certo punto, molto presto, potrebbe verificarsi che certe squadre sono già relativamente tranquille, perché non potete immaginare, sperare o sognare che una squadra che ha 6 punti, 7 punti adesso poi faccia 30 punti in un girone di ritorno, che quanti ne ha fatti ne farà la Lazio, poco più della Lazio, la Roma, cioè, non scherziamo, no? Quindi significa che ti salverai con 31 punti. Fatevi calcoli che una squadra che adesso ne ha 22, come si chiama, fa pochi punti, dice, poi comincia a vivacchiare, perché veramente si fa i calcoli, e questo è pericoloso, perché il famoso quando, no? Di poi quando incontri queste squadre, se le incontri adesso ancora hanno una speranza e possono lottare un po', ti possono togliere, se le incontri negli ultimi 5, 6, 7 giornate è vacanza. Sì, e qua si ritorna, vabbè, Fabio ti diceva quello che più o meno avevi già espresso all'inizio, parlando delle prossime 2 partite. Ma non la puoi perdere, perché sennò ritrovi, ma a parte hai perso 2 partite, ne puoi perdere 3, ma 4 al massimo per un campionato, se vuoi vincere. Perché poi immagina la tensione con la quale tu vai a affrontare la partita della Salernitana, dove non hai il solo risultato, hai un risultato e anche un certo modo con cui devi vincere quella partita, perché poi avverrebbe la stessa cosa: hai perso con l'Inter, vabbè, hai vinto perdi con la Juve, devi vincere con la Salernitana, però a questo punto la classifica sarebbe 4 punti con la Juve, no? Perché adesso sono tornati a 7. Chiaro. Valentino dice: io ho una convinzione, se scudetto sarà la Juve e quella con cui contendersi, quindi Valentino vede più Juve che Milan. No, lo scudetto lo vince il Milan, e la Juve solo è in sicurezza, perché quello è stato l'asse storico che poi ha fatto fuori l'Inter, no? Quelle due si sono divise. Ragazzi, se noi non avessimo avuto Calciopoli, noi avremmo avuto 30 anni di Milan-Juve. Mamma mia. Che noia mortale. E la Juve in seconda battuta, perché se proprio tu i veri cugini sono loro, non l'Inter, stecchi ci siamo noi ormai, diciamo. Allora fatevi un calcolo, no? Perché poi mi fanno ridere, bisogna ragionare freddamente nel calcio, vivere la partita con emozione, vivere durante la settimana della propria vita con emozione e gioia il tifo dei propri colori. Noi siamo democratici, qualunque, però se uno deve fare un'analisi calcistica, un attimo mette da parte le emozioni, se no diventi stupido. Una squadra che ha preso, adesso possiamo dire 24 gol, se voi dividete 24 gol per le 17 partite, mi sembra che fa una media 1,49, cioè. Diciamo pure che l'Inter riduca la media, non puoi sperare, diventa sempre quelle cose che calcisticamente, statisticamente possibile, ma calcisticamente è una stronzata, permettetemi, che l'Inter adesso prenda una media di gol di 0,4-0,5 a partita. Può avere una media gol molto bassa di 0,9, cioè scendere da quasi 1,5 a 0,9 sono quasi 0,6 di differenza, è parecchio, il che fa che l'Inter prenderà 39-40 gol in un campionato, che è molto peggio di tutti quelli che sono stati gli anni passati. Purtroppo bisogna ragionare in questo modo freddo, quindi non è solo le 5 sconfitte. Infatti in Napoli psicologicamente tu
hai sbagliato a non vincere quella partita, perché lanci un messaggio di discontinuità al campionato. Non siamo i soliti degli altri anni che poi quando arriva sul più bello incominciamo a battere in testa, e intanto cara Inter hai 6 sconfitte, che è quasi il record di 7 del maestro Sarri della Juve, però si passa da 7 a 5, nessuna squadra ha vinto lo scudetto a parte quella Juve dei 7 con più di 5 sconfitte, sarebbe in 16 giornate, 6 su, e psicologicamente mandi un messaggio agli avversari: pensavate, no, che dopo la pausa Era buono pure per la narrativa, che ce l'hanno tirato. non è successo, ma a parte questo fatto con noi, comunque è una squadra che prende troppi gol, adesso sono diventati 24. Allora uno può sperare che migliori un po' di parecchio, diciamo, la difesa, no? Si passi da quasi 1,5 a 0,9, però fatevi 0,9 per le partite, non passi da 1,5 a mezzo, ragazzi, non funziona così, no, non esiste, tranne che veramente soprattutto l'Inter, la Juve sì, perché ce l'ha nel DNA, c'è la Juve nel DNA. Questo fatto che la Juve non Allegri gioca male è una stronzata, perché contro Battoni come giocava la Juve? La Juve è bella di notte, era contro Platini che lanciava Boniek, e non lo cambi un DNA in una nazionale. L'anno scorso, no, per dirvi, e poi parliamo di domani, il Napoli ha fatto 63 ammonizioni, è stata di gran lunga la squadra che ha fatto meno ammonizioni del campionato. Hai vinto qualcosa? Nulla. La Roma quante ne ha fatte di Mourinho? 109. La Lazio 87 del maestro Sarri, quindi propaganda. Eppure è un maestro della difesa, si gioca bene, quindi ci sono delle cose che storicamente veramente è molto difficile cambiare, anche se cambia allenatore, se cambia, sarà anche nell'aria, no? Quindi le sorelle sono due, Milan e Juve, e noi siamo non un terzo incomodo, siamo i fratelli imbucati alla festa, e quindi cerchiamo di essere protagonisti fino all'ultimo ballo. Nice. Buonasera Guido, a che punto è il processo evolutivo della stampa napoletana? Ricordo che lei indicava quale fattore determinante per le vittorie anche una stampa all'altezza. Grazie. Un crollo totale. un crollo totale, e così ci siamo resi antipatici a tutti, ma è oggettivamente il crollo. Oggi dicevo la mia splendida compagna, io non so, che mi diceva: ma tu c'hai la partita, dice, ma guarda che non la vivo più come un tempo, lo faccio veramente solo per Valerio, perché se lo merita, e dicevo mi annoia, perché sono anni che sentiamo, infatti, sempre le stesse cose, sono cambiati sempre le stesse cose. Ci tengo a ribadirlo, Vinicio non sono una leggenda, mi commuove, eccetera, basta. Non c'è una puntata che non di qualunque trasmissione che vengono fatte dal lunedì alla domenica che a un certo punto non si deve dire sempre le stesse frasi, sempre le stesse dinamiche, sempre le stesse analisi, sempre le stesse. Le potremmo prendere, fare un montaggio di un film da 8 ore ininterrotto, eppure sono passati 10, sempre le stesse, non c'è stato, ecco, un elemento di discontinuità, poi sempre le stesse basate su situazioni che invece sono leggermente diverse, perché negli ultimi anni quello che sta contando moltissimo è la percentuale realizzativa. Non puoi avere la difesa di Marzapane, no? Poi vabbè, c'è qualcuno che adesso si è imparato che Valerio è un punto di riferimento anche culturale, e quindi ci viene a rubare statistiche, dati, intuizioni, frasi come quella del giocatore. Però basta, perché tu devi dare un elemento non solo di novità, ma di analisi. Quello che per esempio ci sono dei ragazzi molto interessanti, e qua dobbiamo fare un plauso a Paolo Del Genio, perché Antonio Gaito, per esempio, sembrano ragazzi in gamba che stanno crescendo bene, e tra l'altro grande intelligenza, un giornalista che è anziano ormai, non di età, però Paolo Del Genio, che sono almeno 25 anni, credo. Io mi ricordo, ero bambino quando andavo dalla mia nonna e già stavo in televisione nelle reti campane, che comunque ha un gruppo di ragazzi sotto i 40 anni, però sappiamo come è considerato Paolo Del Genio, no? Cioè, bene dai tifosi, perché è molto amato e molto stimato,
è diventato una sorta di riserva indiana, però sta crescendo una serie di giovani non promesse, di giovani che sono molto più incisivi, interessanti, e infatti sono le giovani leve, sono stati noi, io non so più giovane, che hanno introdotto questa rottura di scatole dell'XG, che però per esempio in alcune trasmissioni storiche, che non nominiamo, se no sembriamo invidiosi, proprio io 2 difetti non ho, uno è l'invidia, fateci caso, no? Ovviamente è facile intuire qual è una di queste 2 trasmissioni, non vengono mai citati, però ormai tanti, cioè la Juve è 14esima o 15esima in XG. Io vi ho fatto vedere quanti tiri, che significa che per determinate squadre, per chiudere il discorso sul fatto che è scadente, certi numeri contano di meno, pesano di meno. Cioè noi avessimo quell'XG staremmo veramente in fondo alla classifica, no? Perché storicamente ci sono delle società, questo non è un discorso complottista, no? È un discorso proprio che tu hai un certo tipo di giocatore, cioè Ravanelli, giocatore di una bassezza incredibile, nel Napoli non sarebbe mai potuto venire perché sarebbe stato sempre a terra. Nella Juve diventi un giocatore concreto. Ci sono giocatori che non sono fatti per stare in certe squadre. Ecco perché io ero molto dubbioso e continuo a esserlo di Dybala. Nel Napoli, perché Dybala ha dei colpi eccezionali, attenzione. Certo. Domanda interessante di Pasquale, Forza Napoli sempre, domattina per Guido. Statisticamente chi è favorito in un match tra migliore attacco e miglior difesa? Dipende però dalla... No, è una bella domanda. Io te la rispondo breve, così Valerio, se no parlo troppo. Dipende però dall'avversario, cioè non a livello assoluto, no? Vince il migliore attacco. Dipende chi è quel migliore attacco contro chi è quella migliore difesa. Conta anche... Perché si avvicina, in questo caso è proprio la sfida Napoli-Juve che mette a confronto i 39 gol fatti del Napoli, che sono un numero impressionante, ma i 7 solo subiti anche un numero molto impressionante. Quando noi l'affrontammo col maestro Sarri, ed era l'ultima spiaggia perché erano 4 punti di vantaggio, no? Se noi avessimo vinto saremmo andati a 7, Napoli imbattuto, pareggiato e mantenuto 4, perdemmo 0-1, gol di Gonzalo Higuaín, ed eravamo non solo il migliore, eravamo migliori in tutte le statistiche. Tradizionalmente un po' pericoloso il fatto che negli ultimi anni la Juve ha fatto molto male in difesa, no? Però adesso la Juve ha preso 7 gol, pure che ne prendesse 20-21 da qui alla fine del campionato, sta tornando la Juve che prende meno di 30 gol, è un brutto segnale. Nelle ultime stagioni ha preso 43, 38 e 37. È una partita delicata, ragazzi, una partita molto delicata. Non vedo un Napoli brillante. In una settimana non aspettatevi un miglioramento psicofisico come vi viene descritto dai miei colleghi. Si fa procedere, però è perché abbiamo calcolato, perché la scusa è che abbiamo calcolato la preparazione sulla lunga distanza. Però intanto in questo mese tu affronti Inter, Juventus, ma ancora breve, è ancora breve la distanza, cioè seppure l'abbiamo fatto questo discorso si dovrà vedere tipo a marzo. Io adesso mi sono permesso di dire che mi aspetto più o meno la partita come contro l'Inter, niente di diverso rispetto a come più o meno è successo con la Samp, solo che la Samp non ha giocatori come l'Inter e come la Juve. E ma Nick se ti la chiede, Juve fa la provinciale con la Cremonese, pensate che viene a Napoli esatto. fa il Brasile, per dire. Ma tra l'altro non le serve, si esporrebbe, scusa Valerio, l'hanno visto tutte le squadre che hanno pensato al Sassuolo, altre squadre che sono venute a fare spettacolo, ma hanno fatto spettacolo e si sono presi 4 palloni, no? Quindi Allegri è un allenatore non esperto, è una volpe, ragazzi. Ciò che accade nella società Juve in questo momento alla lunga non darà un colpo psicologico anche alla squadra? Ma questa è la narrazione dei miei colleghi, vi stanno fregando, napoletani. A me invece ha preoccupato quello che è successo, perché il campionato non si può permettere, il sistema, la vittoria del Napoli. Attenzione, non è qualunquismo, non è complottismo, cioè, però ce lo dice la storia. Allora facciamo un azzeramento. Quanti scandali negli ultimi 30 anni abbiamo vissuto? Tantissimi. Quanti scudetti sono stati vinti in Meridione? Nessuno. Eppure vi ho fatto vedere che negli ultimi 14 stagioni, non posso ripetere sempre le stesse cose, però negli scandali che sembravano grossi, no? Adesso questo qua è enorme, no? Ne abbiamo avuti,
e si diceva queste cose, no, ma adesso sì. Invece addirittura 9 scudetti, poi l'Inter, poi Milan, quindi non mi fate lavare il cervello perché siccome è successo questa cosa, no, adesso, ma allora io ve la voglio girare ancora peggio. Diciamo che il Napoli vince. Io vi dico che a mio livello personale, ma è solo mio livello personale, che non è trasmettervi nulla, è mio, rimane mio, non deve essere solo mio. Sono incacchiato una bestia perché mi avete rovinato comunque un campionato, perché poi avrei tutti i commentatori che avete visto perché siccome è successo questo l'hanno fatto vincere al Napoli, altrimenti non l'avrebbe vinto. Quindi io vi dico, mettiamolo, qualcuno direbbe, ma lo vincevamo lo stesso perché quest'anno stiamo dimostrando di essere più forti. Con questo scandalo abbiamo creato anche l'alibi nel caso succede. In più non succede, proviamo a fare il discorso inverso. Uno deve ragionare, in questo mi aiuta il cinema e insegnarlo, no? In maniera, non dico più aperta possibile, ma meno miope dell'unica visione. E non può incidere negativamente sui nostri giocatori, che sono un po' scoraggiati proprio perché uno è venuto a sapere, scoperto in maniera brutale che negli anni passati tu hai imbrogliavi gli assi nella manica nascosta e ti viene uno scoramento. Lo escludi al 100%? Non lo posso escludere. Puoi dargli almeno uno 0,5%. Io per prudenza glielo do uno 0,5%. Certo. Quindi non ragioniamo solo perché però io ho visto che tutti i miei colleghi no, perché adesso benissimo, è successo questa cosa, 8 vittorie di seguito della Juve, di cui 5 o 4 per 1-0, quindi non è avvenuto, scusa, il contraccolpo, no? Il Milan continua a vincere, però hanno messo nelle persone questo taglio, no? Allora, giusto per dirti una cosa, Valerio, no? Perché queste sono cretinate, perché invece ci deve far riflettere, però dobbiamo togliere oggi, poi tu prendi una domanda, perché poi i numeri sono numeri, no? Ok, facciamo da qui. Che poi non vengono... Negli ultimi 8, Valerio, 8 domeniche, tolta quella di oggi perché non è conclusa e sapete che Guido non ama i confronti disomogenei. Il Napoli ha fatto 21 punti ed era già successo lo scandalo, no? Cioè, che sono tanti, 8 su 24, no? La Juve ha fatto 21 punti, l'Inter ha fatto 21 punti e il Milan ha fatto 19 punti. Oh, la narrazione, le piccole, quindi con un rendimento eccezionale, 21 punti su 24, una cosa impressionante. Il Napoli ha preso 0 punti sulla Juve in crisi societaria, dimissione di Agnelli, la narrazione, 0 punti sull'Inter in crisi perché non c'ha soldi sul Milan e 2 punti sul Milan. Dobbiamo aggiungere, ma aspettiamo la domenica di oggi, dove sappiamo già che la Juve ne ha fatti 24, il Napoli 24, se il Milan vince ne fa 22, quindi il Napoli avrebbe guadagnato 0 punti sulla Juve, quella in crisi societaria, 2 punti sull'Inter e 2 punti sul Milan. Cacchiate, ragazzi, cacchiate, perché sono i numeri, cioè, però il calcio non è dei numeri, no, non è del... intanto però poi quando vinci un campionato 91 punti contro 90, poi non sono i numeri, alla fine purtroppo devi fare i punti, cari colleghi e cari... Ti chiede Alessandro, mi sbaglio Osimhen oggi ha fatto molto bene a legare il gioco venendo a prendere anche molto basso, un abbraccio. Ci ha provato, è rimasto quasi sempre dentro la partita, non è stata una partita facile, come detto, una partita io l'ho definita, mi ha scritto a voi due, a te Fabio, stopposa, no? Concedetemi una licenza poetica di bassissimo livello, però l'ho visto concentrato, poi non è stata una partita bella e spettacolare, con una squadra che era bassissima, quindi lo sappiamo, lui si può scatenare di meno, però per esempio quando lui ha avuto mezzo centimetro di libertà, ha lasciato a terra il difensore, ha saltato quell'altro, si è preso un'espulsione, però quello che dice è vero, è venuto a volte in centrocampo a cercare l'1-2, a smistare, l'ho detto, lui mi sono sembrati non in palla ma concentrati sulla vittoria e non a bassi ritmi. Sono i due che mi danno meno pensieri, quindi a lui la narrazione eppure negli amichevoli non aveva fatto male, quindi come
e chi ha fatto male di amichevole sta continuando a far male. No, Ozzy non... Sì, si è preso un paio di fuorigioco lì, però sicuramente può migliorare molto, perché non è al 100% come è giusto che sia, no? In progressione. Però l'ho visto anche migliorato, è vero, rispetto ai primi tempi dove era veramente l'asino in mezzo ai somari, quando diciamo a palla libera e campo libero, oppure è un giocatore inutile. Sta migliorando e può ancora migliorare. Domanda per Guido da Giorgio. Lo scorso anno in Premier la squadra che ha incassato meno con gli introiti è stato il Norwich, 116 milioni. In Italia la squadra che ha incassato di più, 88 milioni. Vorrei una considerazione. Gli imbecilli ci sono, l'altra volta ne sono entrati purtroppo da Valerio. Il discorso che feci sull'arbitro sul terreno di gioco non è un discorso, e meno male che avevo detto per 3 volte vittoria meritata, è un discorso che, ripeto, sarà per il mio modo ormai di vedere il calcio, che una volta uno di voi disse Guido vede cose che noi non riusciamo, molto organico. Il tifo è nobile, il tifo è anche giusto, perché provare emozioni nella vita per le cose belle, insomma, credo che sia la ragione per cui siamo messi al mondo, no? Che sia un quadro, una canzone, una partita, no? Però poi quando si deve tornare a fare analisi bisogna essere freddi. Tutto ciò che non funziona poi contribuisce a rendere un sistema scadente, meno credibile, eccetera. Se tu fossi un milionario, questo Giorgio, no? Togli però la passione dal tuo cuore, dal tuo portafoglio. È ovvio, perché se tu ragioni passionalmente, no, ma io invece... se tu sei un freddo imprenditore, dove vai a investire? Dove tu hai garanzie non solo di laicità e di trasparenza, ma di crescita del tuo portafoglio. Non solo il gioco, che è bello, che io c'è la possibilità che alla fine forse anche una mia squadra vinca, no? I miei amati Los Angeles Lakers, che nelle ultime 4 partite hanno pure vinto, però hanno vinto sempre quartultimi, erano penultimi, no? Rischieranno per il terzo anno di andare ai playoff, e parliamo di una leggenda, Lakers, che con LeBron che rischia di diventare il marcatore numero 1 della storia dell'NBA, ma è un sistema credibile dove quando è successo qualche scandalo si è punito. Perché? Perché tu devi tutelare non solo lo spettacolo e le emozioni, devi tutelare gli investimenti. E io feci l'esempio che dopo la pandemia l'NBA quest'anno, l'anno scorso anzi, ha fatturato una cifra record, quindi si è ripresa alla grande. La risposta che ti dà è che è un sistema dove i campi di gioco non c'è nessuno che si lamenta. La mia lamentela non era una lamentela, abbiamo perso, infatti è un imbecille quello che entra così, è che non è possibile che un campionato top come là vede tutti i terreni di gioco scadentissimi e quello si lamenta così, perché comunque vedi poi un gioco più scadente di quello che sarebbe un campo perfetto. Poi ci devi mettere allenatori che ci buttate la simulazione, è quello, e arbitri Cremonese e narrazione giornalistica. Allora tu unisci 1 più 1 più 1. Allora se in campionato di Serie A è 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1 fanno 10. Nel campionato inglese tu c'hai 9 qua, 10 qua, 7 qua, 10 qua. Allora tu dici stadi meravigliosi che tutti canti pieni, merchandising top, no? Trasmissioni televisive fatte molto bene, non hai quella che si lamenta che gli hanno messo le mani nel sedere e ancora non era giornalista. Non devi mettere le mani nel sedere a nessuno, sia chiaro, però non è manco giusto dire che tu sei giornalista, perché poi quando vai sul sito dell'ordine vedi che sei stata fatta giornalista il 17 gennaio dell'anno dopo. Questo non avverrebbe, caro Valerio, vanno detto. Ha recuperato dopo. Ho recuperato dopo. Allora, però il punto qual è? Non mettete le mani a nessuno, semmai. Chiaro, il punto è che tu non avresti mai in Inghilterra una trasmissione così scadente e non metteresti mai in difficoltà una giornalista che è veramente giornalista, perché avrebbe tutto uno staff di alto livello come direttore della fotografia, come aiuto microfonista, eccetera, e quindi anche come, sicuramente c'è pure un bodyguard che è un armadio come The Rock, è tutto che più top. È ovvio, chiudo, che anche l'ultima squadra ha una torta più grande, perché la torta complessiva è enorme, ma non è perché nessuno vuole buttare soldi, soprattutto i miliardari nel mondo, è più grossa perché tutto il sistema, dal terreno di gioco, no, allo stadio, al merchandising, alle trasmissioni sportive, è più ad alto livello, e quindi investono di più, è meglio, e investi di più,
poi puoi investire di più e poi puoi investire. State vedendo lo stadio che sta costruendo l'Everton? È un gioiello, diventerà il nuovo stadio, no? E noi stiamo ancora a elemosinare le schifezze. Andate a vedere il progetto, lo stanno facendo, finirà, ma è bellissimo, tra l'altro vicino allo specchio d'acqua, e comunque non è che stavano proprio messi male, ed è l'Everton, non il Liverpool e Manchester United. Adesso ha fatto l'ampliamento dello stadio ceramica del Villarreal, poi ci lamentiamo, però ha vinto, che è una squadra di media classifica della Liga spagnola, no? Che ha appena battuto il Villarreal Real Madrid. Ragazzi, non è lamentarsi, è dire vogliamo crescere. Da dove vogliamo iniziare? Vogliamo iniziare dai terreni di gioco? Allora, tutti i terreni di gioco devono essere di alto livello, tutti, perché si gioca a pallone, non si gioca a pallavolo e si deve giocare bene. Poi ci sta la squadra che gioca tutti in difesa, e quella è la mentalità dell'allenatore. Ma intanto i terreni, vi ricordate quando saltò il ginocchio, poverina, a Vieri, che è stato l'acquisto più caro della Serie A San Siro, che aveva un terreno di gioco, quante ginocchia saltarono, no? Però l'Inter ci rimise mesi e mesi di investimento, ed era San Siro, che adesso ha un terreno misto, manco più tutta erba, ed era San Siro. E quindi un sistema cresce se tu veramente cresci, e cresci da tutti i punti di vista. Quello che è bello, che nella nostra componente piccola community c'è una crescita culturale di chi veramente vuol vedere crescere e migliorare le cose. Penso di poterlo dire, visto che ho toccato con mano, metaforicamente parlando, nei mesi. Quindi è giusto che vengano pagati di più l'ultima in classifica della squadra inglese, perché il campionato inglese è meglio del nostro. Perché è diventato il meglio del nostro? Per tante ragioni. Nel campionato inglese tu non hai una squadra che si mette più scudetti di quelli che perché non te lo fanno fare. Buonasera signor Guido, secondo lei è il Napoli in ritardo di condizione che innervosisce Spalletti, oppure il contrario? Kvara non più lo stesso per le punzecchiature sulle giocate? Allora, partiamo dalla fine. Poi anche Valerio, esprimiamo entrambi un parere, se no sembra un one man show noiosissimo. Su Kvara noi, poi Valerio ti dà la sua, un giudizio amabile sospeso, nel senso, possono essere tante cose, chiaramente sta rendendo meno, ma noi non siamo quelli del Gattuso out, quindi può essere, ad esempio, fra qualche mese si può dire aveva una tendinite ma non ce lo dicevano, no? Quando si scosì il fatto di Hamsik, può essere un fatto fisico psicologico, sicuramente poi quando non ti riescono certe giocate tu vai meno in entusiasmo. È anche un ragazzo molto giovane che si scontra col campionato italiano, lo vedo sempre molto serio, mi piace moltissimo la sua compostezza, questo per esempio va sottolineato, no? Anche oggi non è che uno che poi sbraccia, si lamenta, si è preso i calcioni e si è lamentato. L'avete visto il primo calcione che ha preso Cravaschera? Barella si è andato a lamentare come un bastardo con quello del fallo. Non ti hanno dato ammonizione, non ti hanno dato niente là, e perché ti sei lamentato? Quando poteva lamentarsi alla scheria, no? Quindi continua a sembrarmi un ragazzo molto serio, sicuramente si allenerà con serietà e benezza. Possono essere tante cose. Sulla prima parte della domanda, secondo me sono tutte e due le cose messe insieme. Cioè non è l'una che trascina l'altra, ma sono entrambe che poi stanno creando questa situazione qui, anche perché, e questa è una cosa di cui non si sta parlando, noi abbiamo determinate scadenze, no? Spalletti è in contratto a scadenza, io ve l'ho già detta la mia, poi vediamo se ci prendo come Allegri, no? Juan Jesus è in scadenza, quindi adesso fra 20 giorni si può, non è il grande problema Juan Jesus, no? Però giuntoli fra un anno abbiamo scoperto, no? Chiaramente ha visto, perché Spalletti comunque è una persona molto seria, non è uno che arriva in Serie A a queste squadre, quindi ha visto che la squadra poi deve difendere, sta rendendo meno bene, cioè, d'altronde era spumeggiante a un certo punto il Napoli, cioè, non riusciva manco a prenderli e farli fallo i giocatori. Però che lui, anche quando sono andate bene le cose, scusa Valerio, chiudo, perché se li segna, ma ragazzi, se li segnano tutti. Io mi sono trovato con Nicole Kidman, non a me personalmente, che chiamò la sua agente e ha detto: questa qua me la ricordo, mi fece questa domanda con Tom, la cacciarono, cioè
le persone si ricordano le tue domande, se sei un provocatore, se una volta ti sei comportato meno bene, se ti stai umanamente sulle scatole, quindi siamo esseri umani. Scusa Valerio, a te. No, figurati, ma la penso anche io così, è una commistione di cose, che poi Spalletti lo abbia dimostrato anche in pace, anche col mare calmo, a volte di rispondere in un certo modo, ci siamo anche abituati. La paura mia intrinseca è che possa riuscire lo Spalletti molto timoroso, anche in certe scelte sia di formazione sia proprio di piano di gioco. Lo vedremo. Nel frattempo Kvara, perché vedi, c'è anche questa, c'era un messaggio che non lo so se sono riuscito a segnare, ecco questo. Non può essere che Kvara sia un po' bullizzato, perché se lui era rigorista poi batte Politano. Qua non si è capito perché Spalletti l'ha detto in conferenza, gliel'hanno chiesto chi doveva essere il rigorista, dice l'ha detto a Joan Jesus di dirlo poi, però non gliel'ha detto in tempo. Di solito queste cose si decidono prima della partita, poi Spalletti una volta ci disse lo decidono loro in campo, quindi c'è un po' di confusione sotto questo punto di vista. Però abbiamo visto i video con Kvara con Rachmani, Elmas, insomma giocare, divertirsi anche quindi non credo che lui sia isolato nel gruppo. No. Poi mi contraddirei, diciamo, perché uno deve avere la visione più aperta possibile, lasciamocela come 0,5%, però innanzitutto lui gioca in una posizione nobile del campo, nel senso dove che quando fai bene ti prendi molti più riflettori e applausi di un difensore. Ad esempio io oggi ho visto non bene, benissimo Rachmani. Di nuovo quello che non è detto che ancora al 100% no, l'ha recuperato, però Valerio è entrato pulito, ha impostato sempre pulito, calmo, ha fatto un fallo, è sempre in anticipo, cioè, Juan Jesus si è preso un'ammonizione che poi non c'era la gomitata, vabbè. Però anche lui, però insomma puoi dire un paio di sprovature, e invece è stato molto bene. Però i difensori, per quanto ogni tanto gli si fanno gli applausi, una giocata spettacolare come il Liverpool, come altre partite, poi per settimane ne parlano, no? Quindi sì, è una posizione dove se tu fai bene in campo, non solo il gol, il dribbling, non solo fai più spettacolo, ma hai quel mezzo voto in più nei voti, invece di parlare un minuto, sì, vabbè, elogiamo anche la partita di Mario Rui, ne parli 10 trasmissioni per 10 settimane. Fare in maniera, diciamo, anonima come adesso significa non che gli dedichi un minuto, che gli dedichi quei 10 puntate però negativamente, dove devi un po' costruire tutta la narrazione possibile, immaginabile della negatività. 2-1 Milan e Roma. Su Spalletti, ultima cosa, cioè, ciascuno di noi ha degli amori, delle ferite che rimarginano o non rimarginano. E noi sappiamo la ferita più grossa di Spalletti per come è stato trattato, no? Lui la fece andare in Champions League l'Inter e fu l'esordio dall'Inter, poi l'hanno tenuto anche 2 anni, sì, certo. Se noi perdiamo il lavoro è un problema pagare le bollette, lui comunque non ha dovuto pensare alle bollette, però gli saranno girate le scatole, quindi sicuramente perdere a Milano per Spalletti è più doloroso che perdere a Cremona, no, a Crema, no, con la Cremonese, e ci sta, cioè umanamente, e soprattutto perdere in quella maniera perché probabilmente lui ha messo la formazione tipo, quindi è andato in sicurezza, ma anche giusto, tutto sommato, avere quel tipo di partita, lui stesso ha detto timidina, non gli avrà fatto piacere. Per esempio a me in conferenza stampa, come ha sottolineato l'ottimo Valerio nel video che non gli fa mancare, è giusto che lui ha detto no, mi sono girate le scatole, non so. È quello che vogliamo sentire dire, poi dobbiamo anche essere coerenti con il nostro pensiero. La sconfitta non può lasciarti indifferente, cioè ti deve fare incavolare, a parte che erano 7 punti, come già ho detto lui, piuttosto che 4. Però dobbiamo considerare che a Milano sponda Inter e lui ci ha lasciato una parte della sua anima e non è stato trattato benissimo, perché
c'è esonero e esonero, c'è saluto e saluto, lì E c'è non Calabria e Calabria. e c'è Calabria e Calabria. Comunque, vedremo, cioè, fortunatamente noi che non siamo legati ai procuratori, alle marchette, eccetera, dopo un mese di partite, eccetera, siamo sempre stati abbastanza lucidi e onesti a capire le situazioni. Sono appena 2 partite dopo i 52 giorni, no, di sospensione parziale per i mondiali, quindi capiremo quello che sta succedendo. Non vi aspettate però questa narrazione che siccome c'è l'indagine della Jufa, ragazzi, certe dinamiche non cambiano, noi ci dobbiamo guadagnare ogni filo d'erba sul campo. Questo a completezza del discorso che stavi facendo sull'Inghilterra, Tore che abita lì, come coadiuvante al suo discorso, che anche il modestissimo West Ham ha uno stadio architettonicamente moderno, attraente, funzionale, perfettamente organizzato, e non abbiamo dubbi. Dici? Io dal mio punto di vista, no? Quando faccio le mie serate, poi troppe, diciamo, ma meno male. Ho sempre diviso, l'ho sempre detto, sono sempre stato onesto da questo punto di vista, e poi faccio un esempio. Quella che può essere una mia opinione da quello che ho fatto storia. Cioè noi sappiamo che Peter Sellers indossa il guanto nero nel Dottor Stranamore, perché chiaramente fu un'intuizione geniale di un pazzo scatenato come Peter Sellers, perché Stanley Kubrick, che era un altro pazzo scatenato, lo dico nel modo più nobile possibile, cioè di gente, di geni del cinema che ha dedicato tutto se stesso, no? Perché il Dottor Stranamore è un film girato in bianco e nero. In bianco e nero è molto più difficile e affascinante da fotografare, perché ovviamente per una questione di contrasti cromatici tu intanto non hai il colore che ti aiuta, no? Kubrick, essendo un perfezionista, faceva ulteriori modifiche e controlli poco prima di girare ogni scena, e le lampade del cinema scottano tantissimo, quindi aveva questi guanti neri per proteggersi le mani, per risistemare le lampadine. Peter Sellers e questa intuizione si fregò un guanto di Stanley Kubrick e indossa quel guanto nero nella mano offesa, no? A Kubrick piacque, perché quella è un'intuizione, non era scritta nel copione, e poi è rimasto, perché tu nel montaggio puoi tagliare. Nel Dottor Stranamore abbiamo tagliato la celebre scena che costò $120.000 delle torte in faccia, invece il guanto nero è rimasto. E poi c'è Mein Führer, I Can Walk, eccetera. Non è un gesto, però quella è una citazione cinematografica, perché era un ex nazista. Cioè, questo è un fatto storico. L'opinione è quando io dico: guarda, secondo me qui il regista forse poteva dire. E io ho sempre diviso le opinioni dai fatti storici, dai fatti che storicamente ho potuto accertare, studiare, cioè scientificamente. Tra l'altro nel caso di Kubrick, scusate questa digressione, ma la leggo, ci sono stati degli studi incredibili, no? C'è un libro che compare un giorno, ve lo faccio vedere, che Beatrice costava una cifra oscena, no? Che si chiama dei Kubrick Archivi, no? E che è minuzioso, tutto in inglese, ed è minuzioso. Nel calcio io non faccio due cose diverse, la stessa cosa. Allora, dire che gli stati inglesi hanno un certo tipo di organizzazione, di capienza quasi sempre piena al 93%, cioè, e non facciamo dei vari esempi, è un fatto storico e anche di progressione, no? Dalle leggi della Thatcher in poi, di come è cambiato, no? Dire secondo me oggi Di Lorenzo non ha giocato bene è opinabile, perché ciascuno di noi può dire no. E questo secondo me è molto onesto nei confronti degli interlocutori, in questo caso siete tutti voi, amiche Bellini e amici Bellini, ma io ho sempre diviso le due cose. Infatti ci ho sempre tenuto, vedete quanto mi incavolo per i numeri, perché poi ve ne danno a cavolo i numeri, non si capisce. I minutaggi inventati. Per esempio puoi far vedere i numeri aggiornati in minutaggio, quello complessivo. I numeri sono un lavoro di pazienza, di organizzazione alla fine di certi fatti, e poi che ti devi mettere, però sono fatti. Poi quei numeri possiamo discutere di come li ha valorizzati quei minuti di gioco Simeone piuttosto che Olivera, sono opinioni. La cosa importante è essere molto chiari con gli interlocutori, dire: io vi sto dicendo un fatto storico ed è un fatto su cui noi poggiamo le fondamenta e poi incominciamo opinioni diverse. Quello che avviene nel calcio è esattamente il contrario: si danno delle certezze assolute basate su fondamenti che sono false e creano
le cretinate nella testa delle persone. Spero di, scusate la digressione generale, però è importante fare, perché il modo di ragionare è lo stesso, che poi siano campi diversi, che possono essere l'insegnamento, il cinema e il calcio, però se c'è coerenza è sempre quello. Nel frattempo ci dicevano del pareggio della Roma. Questa è una notizia. Questa è una notizia che diamo in diretta, che è bello non esserci fermati poco prima, perché stavo dicendo siamo oltre le 2 ore. Abram, che non segnava da quando Che non segnava Valerio erano nati. 2 minuti, ci chiamano i 2 minuti di recupero, vediamo quanto manca ovviamente. Mi permetto di rispondere a Pierluigi, Guido, rispondo per te, anche perché riguarda anche me. Idea bellina, perché non organizzare dei post con il sempre piacevole Guido Gentile? Pierluigi, ci manca il tempo? Io mi arrivano adesso tutti i messaggi: devi fare più video, no? E io lo so che non sono. Io da domani inizio insegnamento, perché prendo il corso, e sono dalle 9 alle 14 tutti i giorni, che però ci devi arrivare in macchina, non è dietro casa, no? Quindi diciamo, considerate la mattina, insomma, è il lavoro, però non c'è, nel senso, il pomeriggio un po' devi studiare, però io infatti non sto più scrivendo, no? C'è tutta la disposizione, tra l'altro Valerio merita tutto il bene del mondo, perché non solo ci mette impegno e passione, ormai è proprio una missione di raccontare il calcio in modo diverso rispetto agli altri. Infatti mi arrabbiavo quando lo consideravano uno youtuber. Certo, il mezzo è YouTube, ma è solo un mezzo, non è la qualifica. Ci manca il tempo, nei limiti possibili. E più da parte mia, e chiudo, quindi la gentilezza, la disponibilità c'è sempre il rischio, ma è inutile. Io quando Valerio mi manda l'invito, voi non lo sapete, ma sempre dico, ma è sicuro, è necessario, perché certo. voglio annoiare, non voglio sembrare un disturbo a tutti voi. Quindi voi non lo sapete, ma è sempre così. Forse oggi non te l'ho scritto, però 9 volte su 10. Però fa piacere che queste persone hanno questo desiderio, cercheremo nei limiti di fare cose carine, sempre oneste. Poi si può sbagliare, la cosa importante è sbagliare con quella famosa regola che poi chiedi scusa, ma le scuse vere. Allora ci dicono che è finita. Puoi far vedere i minuti che piacciono sempre, ma più che altro per salutare il nuovo acquisto del Napoli. Berezinski, con io mi sono permesso già di fare quando verrà presentato con il numero 19 Bartos, che non giocherà mai. Berezinski, dove stanno? Minuti, ecco qua, per chiudere lo prendo ridendo e scherzando. La Juve è seconda, giustamente. Tra le varie considerazioni abbiamo anche questa, ecco qua, e ingrandiamo. E questi sono sì, è tornata il verde, perché non era ancora in rosa, arancioncino, chiamiamolo così, non è proprio arancione, io cerco di mettere colori attenuati. L'esteta è precisissimo Tore Falanga, che ringrazio per l'iscrizione, tra l'altro, che lui è uscito perdonerà questa scelta cromatica. Il grigio salta per infortunio, il giallo per squalifica. L'unico colore che non era mai successo, mi sono dovuto inventare, quindi quando Fabian Ruiz è stato messo fuori rosa perché doveva essere venduto, non era né infortunato né squalificato né Covid, quindi c'è quel colore orrendo lì. Più che altro che quando dicevano Guido Zanoli, alla fine Zanoli è andato via da Napoli con i suoi 14 minuti, quindi non era tanto campato. La cosa che preoccupa, ragazzi, è il minutaggio di Demme, perché è vero, l'infortunio è utile secondo me mettere questi colori per voi, no? Perché altrimenti anche il minutaggio può significare tutto e nulla, perché se tu sei infortunato, è che lui comunque è nel roster, è disponibile, e sia per infortunio che squalifica, è dall'8ª giornata, e dall'8ª giornata a oggi potete vedere quanti pochi minuti, soprattutto negli ultimi, anche se c'è stata la pausa per i mondiali, negli ultimi 5 ha fatto solo 6 minuti. Ragazzi, tu non puoi trovare la forma quindi che stia fuori dalle rotazioni di Spalletti, ce lo dicono. Tant'è vero che se Valerio,
che è sempre molto preciso e cortese, vi fa vedere il confronto tra l'anno scorso e quest'anno, o meglio la scorsa stagione, Demme, che già aveva un minutaggio bassissimo la scorsa stagione, ha meno minuti della scorsa stagione a questo punto del campionato, sempre confronti omogenei 17-17. Ce l'ho. Quindi era per dirvi, intanto salutiamo il nuovo acquisto del Napoli, e che poi questo utilizzo, no, non passi, tranne che non succeda qualcosa, da pochissimi minuti che Zaloni poi dice Guido ma tu vorresti, ma io non ho nulla contro il giocatore, tra l'altro non vedendolo non possiamo dire, può darsi fa 10 partite da qualcuno, il nuovo Maldini, però non si analizza così il calcio, dice vabbè ma lo fanno tutti in TV, Guido, ok, ma tutti sono liberi di dire quello che vogliono. Demme che ne aveva soli 187, vedete quanti erano pochi, no? Infatti che erano pochissimi, ma rispetto all'anno scorso, no? Che erano pochissimi, sta facendo anche peggio. Non mi piace per i visti 3 precedenti. Lo so, ci stavo ragionando, fermi tutti, perché in effetti l'ultima volta che feci pure la cosa col basso dei campioni d'inverno, c'ha ragione, perché praticamente io pretendo che si vinca lo scudetto, perché l'ho detto, se non devi vincere lo scudetto pretendo tra virgolette, ma sia poi prendono questo e poi quel collega lì dice questi sono i tifosi che devono crescere, non pretendo nulla nella vita da nessuno, però ho detto siccome col Milan nell'88 87-88 scusate, Maestro Sarri 1, Maestro Sarri 2 e quest'anno basta, cioè quest'anno se sei campione di anno basta, perché se uno non deve essere preso a barzelletta, poi ha detto no, preferisco essere secondo nel campione di a un punto e poi hanno vinto gli altri e vabbè, perché sennò poi diventi un po' uno zimbello, quindi non scherziamo. Ragazzi, è quello, si sta avverando quello che abbiamo detto prima di esserci fermati per il mondiale. Insomma, questo era un Napoli che è stato ricostruito quest'anno, però visto che la realtà dei fatti, il campo ci sta dicendo che nessuno sta ammazzando il campionato e anche che quelle che sono, ragazzi, è una serie A scarsa, ma diciamocelo tranquillamente, è scarsa, e quindi il Napoli che ha dimostrato di essere, posso dire, meno scarsa, Guido? Il Napoli ha dimostrato di essere Valerio, meno scarsa. tu hai dimostrato intelligenza sempre, poi io ho una marea di difetti, tu ne hai 5 meno di me, però anche tu ne hai. Noi dobbiamo fare un applauso, Valerio, perché è l'unico che questa cretinaggine della scaramanzia basta, cioè quest'anno è questo, per queste ragioni, e noi saremo coerenti. Io poi ho detto servono 7 cose, ok, sì, ma non è che mi rimangio, ragazzi, il livello è bassissimo, noi non siamo nettamente come alcuni dicono più forti del Milan, no, però il livello è basso. Il campionato sta andando basso perché si fanno, noi adesso vedremo meno punti, purtroppo mancano 2 partite, quindi la confronto 17esima, però casomai la mando domani sera quando finisco le partite, e Valerio in un video di preparazione partita la metto giusto, questo era in debito di Guido che non lo poteva fare perché manco, quindi vi farà solo lo schemino. Facciamo questo. Il livello è basso, ragazzi, quindi serve una squadra buona che sia mentalizzata, che non abbia paura di vincere. Punto. Basta. Chiaramente se vedi schifezze ne arrabbi, no, però adesso tu non devi, ma lo citano sempre, ho capito, allora tu allenatore del Napoli, e Valerio e io ormai siamo mentalizzati, sappiamo che ci saranno degli errori, dei torti, però tu entri nello spogliatoio, siamo in Napoli, siamo condannati a questo, quindi se devi vincere non puoi stare a pensare ma ci diranno, entri in campo come oggi, devi vincere, punto. Non devi vincere perché è l'unica, oppure perché storicamente hai vinto solo 2 volte, però basta questa mentalità che è poi quella che ha portato alla sconfitta, basta. Non è un campionato, anche se ci sono dei valori economici tra l'altro dopati, cioè, basta, il campionato è basso e diventa sempre più basso, quindi stai lì, siccome è un minimo di vantaggio, perché un minimo di vantaggio ce l'hai, basta. Discorsi la scrametta, no, ma l'altra volta che ha vinto il 4 gennaio, no, non è così. Oggi non è che è andato in campo il 4 gennaio e Napoli perse con la Fiorentina, cretinati. Mario Rui ha fatto un passaggio da pittore e Osimhen ha rubato il tempo agli avversari, una zampata e gol, non c'entra un cavolo il 4 gennaio del 1900. No, è proprio
Sì. È giusto, perché poi noi ci vogliamo attaccare a tutte le cose perché è il folklore generale, ma la verità è che devi entrare in campo, devi fare quello che hai dimostrato di saper fare sia in Italia che in Champions quest'anno. Ma il folklore, perché poi non vorrei che arrivi uno adesso, dice com'è freddo questo Guido Gentile, i numeri. È bello che ti fanno la pizza dedicata a Peperena, è bello di quello che c'ha la cravatta con i cioè, non faccio, mi fermo manco a 3 adesso, a 2, se no sembro Salvini, no? È bello tutto ciò che popola, no? I colori della città. Io una volta portai a San Carlo per la prima volta, amore mio, no? Ma tu non sai, San Carlo è il teatro più antico d'Italia, no? È bellissimo. Non ti dico che cosa è successo prima, durante e dopo, perché Napoli purtroppo è totalmente, diciamo, indivisibile da Napoli squadra, dalla città. Eppure non c'entra niente col San Carlo. Addirittura una volta un venditore abusivo che salì sul treno mentre io sono da un'altra parte, è come sono 2 bicchieri d'acqua che li butti in un unico bicchiere, non puoi più dire qual è il bicchiere e quello è l'altro, è un unico bicchiere e sono le 2. Questo era il legame tra Napoli e la sua città. Quindi tutto questo non si deve perdere, l'emozione, il colore, ma non si deve mettere il cambio, che oggi Mario Rui ha fatto quel passaggio, non c'entra niente con queste cose. C'entra che Mario Rui ha i piedi buoni e forse potrebbe giocare anche più avanti con cambio modulo, perché verrebbe meno il suo deficit, che bassino e piccolino, anzi noi sappiamo che in avanti non sono tutti Marcantoni, Messi, cioè. Quindi non c'entra proprio niente, c'entra i piedi buoni e che Osi è migliorato nel timing di intervento, che Osi fa gol, sta facendo gol diversi, è molto forte di testa, oggi non ha segnato di testa. Noi non c'entra niente Gennaio sul fatto che dobbiamo migliorare punizioni e rigori, ragazzi. Il pastore Beresischi insieme alla pizza. Bellissimo. Quindi sì colore, sì emozioni, ma non facciamo perché pioveva il giorno in cui bravo, sì. Io ringrazio infinitamente Guido Gentile per la sua presenza, per la sua precisione e disponibilità, e ci vediamo alla prossima, che non so quando sarà. Grazie a te per l'invito, grazie alle amiche Bellini e amici Bellini per la cortesia. Valerio, sono un po' preoccupato. A inizio trasmissione io salutavo le 7 sorelle, non vorrei che diventasse una sola sorella. La sorella è figlia unica. Stiamo perdendo sorelle ogni settimana. È un problema. Dove sono finite queste sorelle? Noi ci lasciamo, poi lascio a te i saluti, però io sono un po' preoccupato. Che hanno fatto di male queste 7 sorelle? Rivoglio le 7 sorelle. Ti farò sapere. Grazie. Ho bisogno di sapere questa cosa. Ciao. Amici bellini, io ringrazio infinitamente Lino Vailo, il mio amico Lino, che passa con un caffè che ha il sapore del campione d'inverno, perché ne dobbiamo parlare, e resterei ancora a lungo a parlarne con voi, ma il che fare incalza. C'è Geo TV, c'è tu che saluta, il principe dei Bellini che era impegnato a fare quello che bisognava fare con l'altra partita, e quindi vi rimando a domani senza biasimo, senza problema, e con una convinzione, perché a questo punto bisogna dirlo. Poi alcuni già sanno come la penso al riguardo, ma la convinzione è molto semplice, perché quest'anno